pochissimo e incominciamo. Vado? Sì, sì. Incominciamo, buonasera a tutti. Io sono Antonella Colutta e faccio parte del Consiglio della Camera di Commercio di Udine e sono qui per portarvi i saluti del nostro Presidente Giovanni D'Apozzo, che oggi non ha potuto essere presente qui con noi in questo pomeriggio di lavori interessantissimo. Parliamo della Camera di Commercio e Future Forum vuole sviluppare il valore e le potenzialità economiche, turistiche, culturali e produttive connesse alla presenza dei siti UNESCO. Vuole offrire a interlocutori pubblici e privati informazioni, strumenti di analisi, casi ed esempi cui far riferimento in una prospettiva di sviluppo futuro. All'interno di questo progetto promuove la Mirabilia, European Network of UNESCO Sites, rete italiana tra tutti i siti UNESCO cosiddetti meno noti, di cui la Camera di Udine è partner, anticipando la nuova competenza della promozione della cultura e del territorio che la recente riforma ha posto in capo proprio a tutte le Camere di Commercio. Permettetemi una riflessione personale sulla complessità. Viviamo in una società complessa, la natura è complessa, il patrimonio di cui ci stiamo occupando è complesso. Parliamo di patrimonio archeologico, parliamo di patrimonio architettonico, storico e naturalistico. Ed è qui che nasce la sfida per gli operatori che possono cogliere occasioni importanti di sviluppo e per la comunità che deve in qualche modo partecipare allo sviluppo che ci viene proposto. Come privato cittadino ringrazio per questa opportunità, per le potenzialità, la chiamerei una gemma, che è un patrimonio di idee che arricchisce la nostra comunità. Un grazie al dottor Quaglia perché i suoi progetti sono progetti importanti che vanno sviluppati, accolti e amati. Grazie. Mi prendo ancora un minuto perché abbiamo pensato come Camera di Commercio di premiare un progetto, il primo progetto che in Italia considera tutti gli aspetti dell'accessibilità. Fa parte del progetto europeo che si chiama Come In e il Museo Archeologico della città di Udine è all'avanguardia in questo progetto pilota ed è il momento della premiazione. La consegniamo una targa all'assessore Pirone e alla dottoressa Visentini che è promotrice di questo progetto. Buongiorno e buon pomeriggio a tutte e a tutti. Solo due brevissime parole per ringraziare la Camera di Commercio per aver voluto attribuire questo riconoscimento, questo premio all'amministrazione comunale di Udine, ai civici musei e in particolare
alla dottoressa Paola Visentini, che ha seguito con grande passione e professionalità tutto lo svolgersi di questo percorso, ma possiamo dire che il premio lo condividiamo con i tanti collaboratori, le tante collaboratrici che sono stati con noi in questo viaggio, da Criba, dalla consulta per le persone disabili e le loro famiglie, all'ENAIP, scusate se dimentico qualcuno, a tutti i soggetti che hanno reso possibile il concretizzarsi di questo che è un inizio di un percorso che vorremmo che ancora di più riuscisse a cambiare, vorremmo che in maniera ancora maggiore, insomma, potesse cambiare in futuro la fruizione dei beni culturali della nostra città. Noi siamo molto orgogliosi, crediamo che la città abbia quelle risorse adatte proprio per sviluppare nuove progettualità che possono essere prese da esempio in contesti non solo regionali italiani ma addirittura a livello europeo. Noi abbiamo ragionato secondo la bussola dell'Europa e siamo davvero contenti che questa, diciamo, sfida abbia potuto iniziare da qui, perché riteniamo che la città nell'economia della bellezza dei siti UNESCO possa essere, insomma, da esempio anche per tutto il territorio. Grazie e buon ascolto. Ringrazio anche la Camera di Commercio, ovviamente, il dottor Quaglia soprattutto per aver scelto, diciamo, questa tematica che per noi è molto importante. È il risultato di un partenariato, quindi di 14 partner del Centro Europa e del nostro lead partner che è presente, il segretariato per l'iniziativa Centro Europea, che ci ha supportato in questo progetto, ma è anche il risultato di un gruppo di lavoro di consulenti, di architetti, di persone che hanno lavorato per mettere insieme un progetto così complesso e così articolato. Molti di loro sono presenti e interverranno magari nella discussione, però diciamo che è un lavoro di gruppo molto importante e il risultato probabilmente è determinato proprio da diciamo la medesima prospettiva. Ecco, grazie. Vuoi passare la parola? Sì, sì. No. Io devo solo passarlo. Ok. Allora, buonasera a tutti. Buonasera per questo secondo incontro di Future Forum della nuova edizione dedicata all'economia delle bellezze, come valorizzare appunto i nostri territori e soprattutto nella fattispecie le reti dell'UNESCO, le bellezze dell'UNESCO attraverso la cultura, la creatività e i loro siti e quindi il turismo. E a cui è collegato appunto anche il discorso dei nostri patrimoni museali e quindi alle loro accessibilità. Accessibilità a 360 gradi, perché parleremo non solo di siti ma parleremo appunto anche di città, come eliminare barriere architettoniche, vedendo quali iniziative sono state fatte, quali sono i progetti e le proposte. Proposte che scaturiscono da questioni di etica, di sensibilità verso un tema che deve essere all'ordine del giorno tutti i giorni, ma può essere anche un'opportunità, magari lo sentiremo, insomma, per chi ha una professione come quello degli architetti, ma non solo. Metteremo quindi a confronto i percorsi innovativi. Il titolo della giornata è Progettare l'accessibilità nei siti, nei musei, nella città. E passiamo allora la parola al primo intervento, al primo relatore, Pete Kercher, socio fondatore di Design for Europe, che ci parlerà di progettare per il futuro. Chiedo ai relatori cortesemente di stare sempre attaccati al microfono in modo da poter avere facilitare il lavoro anche del nostro interprete per il linguaggio dei segni, ma soprattutto di stare un po' nei tempi, 10 minuti, massimo 12 minuti a testa, perché siamo... mi è stato dato 20 dagli organizzatori. Quindi io che... mi sono organizzato in quella maniera. Quindi chi seguirà dopo ne avrà solo 2. Può andare. Inshallah.
Anzitutto grazie agli organizzatori per il gentile invito. Sono molto contento di poter venire qui oggi a Udine. Come stavo dicendo prima che si iniziasse, stiamo raggiungendo una massa critica di comprensione dell'importanza e della rilevanza di questa tematica, non solo nel senso per quanto si applica al patrimonio culturale e al turismo, ma in generale in tutti i sensi. Comunque è una cosa che mi trova sempre molto contento. Voglio darvi un po' un background dell'associazione da cui provengo. L'abbiamo fondato 25 anni fa, io comincio a diventare vecchio, non ho mancato un'assemblea in 25 anni, faremo la 26esima assemblea a Bratislava a giugno. All'inizio questa associazione si chiamava European Institute for Design and Disability, perché avevamo capito che il design, il progetto, poteva far meglio per migliorare la qualità della vita per le persone meno facilitate nella nostra società. Però noi abbiamo messo un batter d'occhio a capire che identificare un gruppo che poi di per sé non è identificabile come persone perché siamo tutti diversi e metterli in un compartimento stagno era l'approccio progettuale errato. L'approccio progettuale corretto invece era progettare per la diversità umana e non per compartimenti stagni delle persone anziane o le persone in carrozzina o questo, quello, qualunque cosa vogliamo, le due persone, qualsiasi due persone in carrozzina non hanno in comune tranne le ruote, altrimenti sono due persone con tutti i desideri, esigenze, aspirazioni che sono diversissime come chiunque altro che prendiamo due persone. È lo stesso, quindi non possiamo semplicemente mettere loro e pensare loro in un angolo. Noi dobbiamo pensare noi e questo arriveremo anche a vedere come. Adesso siamo presenti in 20 stati europei con 20 soci, con 34 soci, organizzazioni sempre, scuole, università, associazioni, centri di innovazione e così via. In Italia vedete che ci sono 4 soci, c'è Design for l'Italia, l'associazione nazionale che ha sede a Milano, c'è la facoltà di architettura all'Università di Genova, la facoltà di architettura all'Università di Chieti Pescara e la Città delle Scienze a Napoli. Ieri ho fatto un intervento al Politecnico di Milano che subito ha chiesto l'adesione e siamo ben lieti, ci saranno credo anche altri. Come vedete da questa cartina ci sono un paio di paesi con il colore ma senza il puntino rosso e significa che purtroppo il socio non esiste più, però esiste ancora il legame con un gruppo di simpatizzanti, perché ahimè in alcuni paesi continuare l'esistenza di un'associazione non è sempre facile, soprattutto là dove c'è crisi economica e c'è un calo di potere di investimento. Facciamo tutti gli anni una conferenza per disseminare l'intenzione, la politica, la teoria e la pratica del Design for All. Ho fatto una scelta di alcuni che sono rilevanti a queste tematiche di oggi. Nel 2005 abbiamo fatto la prima conferenza Culture for All al centro di stampa del governo federale a Berlino, seguito 2 anni dopo in triennale a Milano del Tourism for All, la prima conferenza sul turismo che oramai è diventata una cosa che fanno tutti, ma questa era la prima nel 2007, coinvolgendo relatori anche da 3 continenti diversi. Abbiamo seguito con Culture for All un'altra volta, la prima volta che una capitale europea della cultura avesse un contenuto di progetto di design, era Vilnius nel 2009, l'abbiamo ripetuto un'altra volta con una prossima capitale della cultura a Tallinn, capitale dell'Estonia nel 2011, poi Helsinki, capitale mondiale del design, di fronte dall'altra parte, in progetti che erano in partenariato fra le 2 città, e poi giù in Spagna, ad Avila, l'Expo, il lato culturale del cibo, l'abbiamo esplorato nell'Expo a Milano qualche anno fa, e quest'anno, data ancora da decidersi, però verso la fine di novembre, faremo una conferenza workshop
non una conferenza ex cattedra, ma una conferenza dove inviteremo le persone a venire a lavorare insieme, a collaborare insieme a Roma, come dico, verso la fine di novembre. Non sono in grado di darvi ancora località o date precise perché è tutto ancora in discussione, però sono al 90% del raggiungimento dello scopo. Design for All, che cos'è questa bestia? Nel 93, quando avevo fondato l'associazione, Paul Hogan, il nostro fondatore, primo presidente, coniò questa frase: "Good design enables, bad design disables". Il buon progetto rende più semplice, rende più facile, abilita. Il cattivo progetto rende disabili. E questo è reso graficamente con questo bel manifesto che ha vinto il secondo premio nel concorso mondiale che abbiamo fatto durante Torino World Design Capital, capitale mondiale del design, nel 2009, se mi ricordo, 2008-2009. Abbiamo dovuto anche creare un piccolo documento per spiegare anche ai decisori che cos'è il Design for All, con definizioni molto semplici e molto brevi, perché i decisori politici, i decisori anche nel settore privato non hanno tempo per leggere i documenti lunghi e non vogliono neanche. Quindi abbiamo creato la dichiarazione di Stoccolma nel 2004, sotto la mia presidenza dell'associazione allora, Design for All e Design per la diversità umana, l'inclusione sociale e l'uguaglianza. E la diversità umana è questa. Non è una cosa altra, è un'esperienza quotidiana nostra. Queste sono persone fotografate nelle vie di Milano per la conferenza Tourism for All, la campagna di comunicazione nel 2007. Questa è la fotografia delle diversità che noi vediamo tutti i giorni e non notiamo nemmeno. La diversità è fra di noi, non è una chimera del futuro, non è una minaccia, è la realtà con cui viviamo. È questa. Però voglio anche farlo capire un po' meglio e quindi vi chiedo di alzarvi. Chi ha mai rotto una gamba o un braccio è pregato di sedersi. Siete rischiosi voi, in Friuli? Siete rischiosi. Tanti. Vi rompete tanto. Perché vi ho chiesto di sedervi in quell'istanza? Perché nessuno di voi in quel momento aveva il patentino di persona con disabilità, però avete avuto temporaneamente l'esperienza di vivere in una condizione di difficoltà nei rispetti dell'ambiente artificiale costruito, vero? Avete trovato difficoltà ad interfacciarvi con i prodotti del quotidiano, con le porte pesanti delle banche e così via. Ecco, pensate che c'è chi ci deve vivere con quel tipo di difficoltà sempre. E non è perché la persona è disabile, è perché l'ambiente è disabilizzante, stiamo attenti. Chi ha un genitore anziano, un parente anziano, si può sedere se li accompagnate dal medico al supermercato, da qualche parte. Perché voi dovete pensare vicariamente per le esigenze altrui. Dovete immaginarvi che cosa vuol dire essere una persona anziana, aver bisogno di avere un bagno entro 100 metri, non dover parcheggiare troppo lontani dalla destinazione perché la distanza diventa una sfida, aver bisogno di rinfocillimento regolare perché altrimenti il livello dello zucchero nel sangue si abbassa in modo pericoloso. Questo succede alla persona più anziana. Alla persona più giovane che accompagna, quella persona più giovane ci deve pensare, altrimenti sono guai, l'uscita diventa una cosa difficile, allora la persona anziana preferisce rinunciare. Chi porta gli occhiali si può sedere. Chi porta gli occhiali? L'occhiale oramai è un fattore di moda, perché noi riconosciamo gli occhiali come un fattore di moda, eppure senza siamo
siamo fregati, perché non riusciamo a leggere, non riusciamo a vedere bene, però non consideriamo che quello è un fattore di disabilità, perché è così comune. Quindi quando la cosa diventa accettata nel mainstream, nella grande società, non è più percepita come altra. Cos'è che vi sto dicendo? Vi sto dicendo che tutti quanti noi, in un momento o l'altro nella vita, siamo soggetti a questo tipo di pensiero della diversità. Non stiamo parlando di altri, stiamo parlando di noi. In diversi momenti della nostra vita, noi nasciamo con bisogno di avere accompagnatori. Verso la fine della vita, se viviamo abbastanza, abbiamo bisogno di accompagnatori ancora. Chi ancora è in piedi si può sedere, perché se avete fortuna, invecchierete anche voi e capirete com'è. Notate che non ho utilizzato nessuna disabilità riconosciuta, perché non sto parlando di altri, appunto, sto facendo il discorso che siamo noi di cui sto parlando. Noi con questa meravigliosa diversità umana che abbiamo, che ci rende esseri umani e non soltanto robot grigi usciti dallo stampo. Per arrivare a progettare per questa grande diversità umana, dice la dichiarazione di Stoccolma ancora, la pratica di Design for All fa uso cosciente dall'analisi dei bisogni e delle aspirazioni umane ed esige il coinvolgimento degli utenti finali in ogni fase del processo progettuale. E non solo oramai degli utenti finali, ma di experiencer, che sono le persone che possono dare un'idea di qualcosa, qualche spunto utile. Il personale della polizia può sempre dire all'architetto dove tendenzialmente si raccoglie la sporcizia, che diventa pericoloso se non si toglie. Diventa pericoloso se entra nel sistema dall'aria condizionata e può portare alla malattia dei legionari. Chi è più esperto del personale della polizia nel dirci come evitare l'accumulo delle biomasse? Quindi ci tocca ascoltare anche chi sa pulire, anche la persona più umile può avere qualcosa di utile da dirci nel progetto. Ci sono due modi di affrontare la questione dell'accessibilità e ovviamente è un discorso molto ampio ancora, ma il patrimonio non è solo quello tangibile, ma anche intangibile, ricordiamoci sempre anche questo, è una tematica molto importante in quest'anno che è l'anno europeo del patrimonio culturale. Possiamo affrontarlo da problema da risolvere oppure da sfida alla creatività e all'innovazione. Il primo approccio richiede una progettazione per rispondere al negativo. Appartiene alla giusta logica della normazione. Ho un problema, faccio una legge, risolvo. Il secondo approccio richiede una progettazione per il positivo. Appartiene quindi alla logica progettuale. E perché sottolineo questo? Gli architetti fra di voi, quando dovete applicare l'ennesima normativa, ammettiamolo, non è proprio la cosa più stimolante della vita, non è la cosa che stimola la creatività. Ci vuole la normativa per garantire il minimo, però guai a restare là, al livello minimo. Se affrontiamo le cose come problemi da risolvere, partiamo da un punto di vista e da un atteggiamento negativo. Mi alzo la mattina, ho un problema. Se mi alzo la mattina ho una sfida alla mia creatività, sono eccitato, non vedo l'ora di cominciare a mettermi al lavoro, lo voglio fare e questa è la mentalità del progettista, del creativo, mi auguro. Quale di questi due approcci si addice meglio alla questione posta qui oggi, siti, musei, città? È più giusto parlare di abbattimento di barriere architettoniche o di creazione di nuovi percorsi? Nuovi percorsi, bravo, bravo.
io ti voglio bene perché hai la risposta giusta subito. Vi presento i vostri antenati. Questi sono i nostri antenati, di tutti quanti. Sono coloro che correvano più velocemente, che salivano sull'albero più velocemente, che uscivano dalla caverna quando c'era il terremoto e cadeva il soffitto della caverna. Sono quelli che si adattavano più velocemente all'ambiente ostile e quindi hanno potuto procreare e creare noi. Coloro che non potevano sono morti. Noi abbiamo ereditato di conseguenza decine di migliaia di anni di mentalità fissa che l'obbligo di adattarci all'ambiente ostile è nostro. Siamo noi che dobbiamo adattarci all'ambiente ostile, ma c'è qualcosa di squisitamente illogico quando l'ambiente ostile è un luogo che abbiamo creato noi, nei secoli, in vari modi, e che continuiamo a produrre. Le prime due foto erano di Roma. Questo è un quartiere nel nord della Polonia, a Gdynia, un quartiere che si chiama Dąbrowa, costruito negli anni '80. Non si riesce ancora ad evitare di costruire le stupidate. Una meraviglia di scale. Beh, una meraviglia, proprio una meraviglia. Ci sono stati momenti quando avevo costruito in modo più razionale, forse anche ispirandoci a sogni, stile Fritz Lang da Metropolis. E possiamo guardare Metropolis adesso e pensare, ma meno male che non ci siamo cascati, Davvero? Davvero? Non ci siamo cascati? Perché c'è ancora chi ci pensa così adesso? Per me le smart city non sono necessariamente piene di tecnologie, però, Dio mio, se devi aprire un buco nella strada per sistemare l'acqua, già che ci sei, sistema la corrente, la fognatura, il telefono, il gas, tutto allo stesso tempo e non mi rompi dovendo aprire 10 volte nello stesso punto. Quello mi fa diventare una città smart, intelligente, per me che ci vivo. Io non voglio vedere più queste cose che dicono stiamo lavorando per voi. È una presa per i fondelli. State lavorando per voi stessi, casomai, però almeno se aprite il cantiere per favore vedete di chiuderlo il prima possibile, ma non state lavorando per noi se non finite il lavoro. Quindi la Smart City è anzitutto quella. Il povero sindaco di Katowice pensava che stessi parlando della sua città quando ho fatto questo punto una volta nel congresso economico europeo. L'ho rassicurato, ho detto no, sto parlando della strada sotto casa mia, in Italia. Le tendenze demografiche, qui, questo succede in Italia, in Europa, in tutto il mondo sviluppato. Vedete che qui la popolazione dell'Unione Europea 25, prima delle adesioni di Romania, Bulgaria e Croazia, perché queste sono le statistiche importanti del 2004, la popolazione non cambia in totale, sempre sui 450 milioni, però cambia nella formazione. La popolazione in età lavorativa cala di 50 milioni di unità, mentre quella al di sopra dei 65 anni aumenta di quasi 60 milioni di unità. Ne consegue che le dipendenze cambiano radicalmente. Ora come ora, con la legge Fornero facciamo fatica, eppure il minimo, se guardiamo queste cifre, perché adesso abbiamo abbiamo un anziano e un bambino per ogni 4 persone di età lavorativa nel 2004 e facciamo fatica con il sistema pensionistico perché quelle 4 persone in età lavorativa, di cui 2 lavorano a proposito e 2 non lavorano, per cui sono 4 dipendenti per 2 che lavorano, quelle 2 persone devono fornire l'assistenza, pagare le pensioni per
per una popolazione che diventa sempre più anziana, che passa dal 4% all'11,4% di persone al di sopra degli 80 anni nel 2050. Molte di queste persone potrebbero essere autonome se noi riprogettassimo almeno il contenitore principale in cui viviamo, rendere più accessibile il nostro contorno, perché altrimenti noi avremo la situazione che avremo 5 dipendenti, di cui 2 anziani, per ogni 2 persone che lavorano nel 2050. E ve lo dico adesso, se non riusciamo adesso, allora ce lo sogniamo, perché non esiste proprio economicamente. L'Italia è messa leggermente peggio, basta guardare quella percentuale in basso a destra. Io di questi ho calcoli fatti con le cifre delle Nazioni Unite per quasi tutti i paesi occidentali, ma anche per la Turchia. Quando l'ho presentato a Istanbul qualche anno fa, loro pensavano, tutti quanti felici, non tocca a noi siamo un paese giovane. L'ultima slide ho fatto vedere anche la Turchia, silenzio. Aula magna di università, 500 persone, silenzio assoluto, scioccati. L'uomo ragionevole, disse George Bernard Shaw, si adatta al mondo. Siamo tutti ragionevoli, vero? Ci adattiamo al mondo. L'uomo irragionevole persiste nel tentativo di adattare il mondo a se stesso. Ne consegue che ogni progresso dipende dall'uomo irragionevole. Noi abbiamo la responsabilità di essere qualche volta un po' irragionevoli, un po' testardi, un po' ottusi. No, non sono più disposto ad accettare le stupidità del passato, io voglio un cambiamento. E ci saranno sempre 3 barriere che troveremo, queste sì che sono barriere mentali, ed è là dove ci sono le barriere peggiori. Non si può fare, costa troppo, l'abbiamo sempre fatto così. Non si può fare, è semplicemente un errore concettuale nell'approccio progettuale. La parola impossibile non appartiene all'innovazione, al progetto. La parola impossibile appartiene a chi guarda troppo da vicino il problema e non pensa a tirarsi indietro, fare 2 o 3 passi indietro e guardare le cose da diversi punti di vista. Non è mai impossibile, significa soltanto che non hai esaurito tutte le possibilità di guardare. E forse che siamo un po' reticenti e non vogliamo uscire dal comodo solco della tradizione. Il secondo è un errore contabile. Devi considerare anche il costo del non intervento. E qui cito un economista, perché quando vuoi litigare con gli economisti non serve citare Benedetto Croce, non serve citare i filosofi o i grandi della cultura, bisogna citare un economista, altrimenti non ti danno retta. Henry Hazlitt nel 1946 disse: l'arte dell'economia consiste nel non guardare unicamente agli effetti immediati di un atto o di una politica, ma ai suoi effetti nel lungo termine. Consiste nel tracciare le conseguenze di quella politica non solo per un gruppo, ma per la collettività. Quindi se non interveniamo spendendo poco adesso per aggiustare il nostro ambiente artificiale, la spesa sarà la dipendenza che abbiamo visto prima su quelle slide dell'invecchiamento della popolazione, che sarà insostenibile. E se non stiamo imparando la lezione adesso con il litigio intorno alla legge Fornero, che è roba da niente rispetto a quello cui andiamo incontro, allora vuol dire che non impareremo mai quella lezione. Il terzo indica semplicemente la paura del nuovo, il conservatorismo. Noi siamo intrinsecamente conservatori, preferiamo le cose che non ci fanno paura. Però a volte bisogna imparare che fa più paura non intervenire e quindi bisogna avere il coraggio di cambiare. Bisogna avere il coraggio di dire no, la presa non va messa sempre in basso nell'ospedale. Sapete quante settimane di malattia ci sono all'anno per le infermiere che si devono abbassare 50 volte al giorno a mettere e togliere le spine perché sono messe in basso, perché l'elettricista ha detto no, l'abbiamo sempre fatto così,
fanno l'ospedale nuovo a Lecco, li hanno messi tutti quanti in basso 20 anni fa, invece di metterli in alto, a livello... Una settimana all'anno a testa, mediamente. Non è un costo quello? Per il progettista non esistono problemi. Esiste solo la sfida all'innovazione, la cosa che è eccitante, positiva, creativa, ed è questa a cui noi dobbiamo andare incontro. Io so di aver rubato qualche minuto, permettetemelo. Grazie. Grazie a Pete Ketcher, i suoi minuti a dire la verità sono stati preziosi, è stato bellissimo anche giocare riflettendo, ho temuto un po' per qualcuno che voleva sedersi a dire la verità, ma comunque le consiglio di fare il prossimo consulente del governo per le pensioni comunque. Allora, andiamo avanti, facciamo intervenire Maria Grazia Filetici, Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici, ci parlerà della valorizzazione senza barriere delle grandi aree archeologiche. E quanto le hanno dato a lei? 20 minuti? Ma un po' meno? Allora, prima abbiamo un problemino tecnico, forse. Allora, sarà interessante, immagino, capire anche nelle aree archeologiche cosa si cerca di fare, quali sono i servizi che bisogna dare, immagino. Servizi non banali, no? Allora, intanto vorrei iniziare dicendo che un bambino in un'area archeologica dice alla mamma: ma qui è tutto rotto. Quindi già ci troviamo in un'area molto differente. Un'area che per tradizione è intoccabile. Ma devo dire che come italiana, come architetto dei beni culturali, non mi stancherò mai di dire che il progetto di qualità tocca tutto e deve in primo luogo toccare l'Italia e i suoi luoghi. Quindi la testimonianza di dire non si può, per noi è stato il primo elemento per iniziare a pensare come si poteva dare a un larghissimo pubblico la possibilità di percorrere strade con ogni delicata differenza che tocca noi tutti, di tutti i tipi. Quindi percorsi, questo è il titolo che noi abbiamo dato dal 2005 a una riconsiderazione generale dell'area archeologica romana del Foro Romano Palatino, tocca le sensazioni che ognuno di noi in tutte le fasi della sua vita percepiscono, ma soprattutto evitiamo di cadere in queste odiosissime scenette dove alla biglietteria del foro si dice a una classe che viene in visita all'area archeologica: no, ma tu dove vai? Ma tu sei su una sedia a rotelle, ma dove lo volete portare? Ovvero un archeologo che dice: no, ma quello non si può fare, non si può toccare. Allora in realtà si può, e la qualità, Michael Graves, l'autore della famosa teiera con l'uccellino, parla di diritto al bello, quindi poniamoci in questa linea dicendo che il bello è un diritto, il progetto è un'intuizione, la tecnica è la possibilità di realizzare interventi compatibili e il patrimonio archeologico non aspetta altro che interventi possibili ma compatibili, perché non è vero che tutto si può fare dovunque e questo è un dato. Quindi un'area archeologica al centro di una città ha dei suoi rapporti, dei rapporti con la città urbana, ma soprattutto il Palatino è un colle, quindi come tale è in salita. Ma anticamente erano gli stessi temi che toccavano i cittadini del Colle Palatino, quindi i loro percorsi, i giardini farnesiani assolutamente pieni di rampe dolci. Allora diciamo che abbiamo individuato un piccolo neo, che è quello della trascuratezza. Quando si fa la manutenzione è molto comodo scaricare un camion di ghiaia in un piazzale piuttosto che pensare che la ghiaia è di ostacolo alle ruote.
E quindi attraverso l'osservazione delle terre battute, del coccio pesto, che è questo materiale antico con cui si foderavano le fontane, no? Diciamo ricerchiamo nelle tecniche degli antichi, nel cantiere tradizionale, delle miscele di calce e pozzolana di colori locali che possiamo adattare ai percorsi che sono di tipo naturalistico, di tipo storico, ma affiancando a questi percorsi anche una lettura del tessuto antico. E quindi ritrovando in questo progetto complessivo, che ripeto nasce nel 2005, un ambito del Foro Romano, poi un ambito del Palatino, poi un ambito augusteo e poi ancora un ambito naturalistico, dove non so se sapete che l'archeologo Giacomo Boni riempie il Palatino di essenze assolutamente rare che raccoglie in tutte le parti del mondo. Allora vedete che l'accessibilità o comunque un progetto è l'occasione della conoscenza. E la conoscenza diventa non tradire il luogo o non prevaricarlo. Quindi io non posso avere la presunzione di sovrapporre una cosa assolutamente inadeguata, no? Lungo una strada, perché se io quella strada la interpreto come un cortile, sbaglio. Ecco qui che la ricerca diventa un momento fondamentale, ma anche io chiamo il quaderno di Maria Montessori. Andando in giro per il parco del Colosseo si vedono tutte le necessità delle persone di sedersi, di trovare un'area di ombra, di trovare per esempio un'acqua potabile, no? Ma soprattutto vedete anche che la dimenticanza di chi forse non ha considerato che una scala è di impiccio o comunque di ostacolo, no? Vuol dire reinterpretare i luoghi, rivederli, per esempio mettere da parte dei calpestì accidentali, perché questi possono causare il ribaltamento di una carrozzina, ma anche i punti di vista, perché non sempre bisogna proprio accedere a tutti i luoghi per poter avere un'ampia visuale. Ma anche, perché no, i luoghi del lavoro devono, come in questo caso la biglietteria dell'Arco di Tito, avere dei luoghi dedicati a persone che possono avere bisogno di più spazio. Allora vedete che l'approccio accessibile, l'approccio inclusivo è semplicemente immaginare il progetto in tutte le sue accezioni di miglioramento della vita e dello star bene in quel luogo, facilitarlo. Ma vedete, mettere un elevatore a 10 metri dalla Basilica Emilia può essere un problema, perché la prima cosa che ti dicono: tu sei pazza. Giustamente sei un architetto, non sei un archeologo, sei pazza. In realtà questo luogo vicino alla Basilica Emilia, l'antico luogo del Macellum, in realtà era un luogo dove c'era un quartiere con palazzi di 7 piani. E allora la conoscenza dei documenti d'archivio ci dice che possiamo appoggiare una struttura anche in un luogo così importante, perché sotto c'è la fondazione di un monumento che attualmente non c'è più, ma che evidentemente portava un gran carico, e quindi lo strutturista, attraverso la comprensione di quel luogo, letto anche sui documenti d'archivio, può sovrapporre una struttura che, come un bicchiere, lo appoggio e oggi domani lo tolgo. Ma la ricerca archeologica in questo caso è fondamentale. L'intervento strutturale di tipo reversibile e compatibile è indispensabile. Quindi togliamo dalla testa degli ingegneri che un micropalo può essere infilato dentro un sedime archeologico. Ci sono tante tecniche e c'è la capacità della progettazione di assecondare le caratteristiche del luogo in maniera compatibile. Vedete qui questa struttura in rosso assolutamente appoggiata, all'interno della quale poi scorre un ascensore, e qui gli elementi dell'industria vanno tenuti per mano, nel senso le industrie devono essere tenute attentamente per mano per ottenere un prodotto di qualità, perché non è vero che le aziende sono così disposte a seguire le indicazioni progettuali della qualità. E questo secondo me per un'area, per le nostre aree monumentali, è indispensabile.
Quindi sono occasioni uniche, occasioni che diciamo anche che il mercato delle aziende un pochino tralasciano, ma forse sta a noi essere degli attenti, come dire, supervisor, degli attenti anche cultori della qualità, ma non per noi, ma per dare a tutti la sensazione di poter stare in un luogo bello con elementi anche innovativi che diventano però comodi. Vedete una stampa degli orti farnesiani con gli arredi botanici ed esattamente l'arredo botanico può modificare una scala ricostruita agli inizi del Novecento e quindi sostituire questa aiola in pendenza con una rampa botanica. Allora vedete che tutti gli elementi di uno studio attento delle trasformazioni del luogo ci danno, come in questo caso, la possibilità di tagliare una volta in cemento fatta dai restauri del Novecento per inserire una piccola piattaforma. Ancora una volta, una piattaforma e un elevatore che però devono essere, diciamo, degli interventi spot, ma perché no anche una rampa, ma una rampa che ha una particolarissima caratteristica, dove l'appoggio è semplicemente su un punto, quindi un elemento che si mette e che si toglie, che ha una colorazione e un disegno che può essere inserito. Di fronte a un elemento del genere, ovviamente la platea si divide, c'è chi grida allo scandalo, chi dice è molto bella, ma viene percorsa ed è un elemento appoggiato reversibile che come voi cambiate un comodino, così potrà essere cambiato quando qualcun altro arriverà. Allora vedete che anche il design, qua c'è lo studio di una fontanella, per esempio dello studio Palomba Serafini, diventa un elemento, un'occasione di progettualità, un'occasione di qualità. Il Tempio di Romolo, un tempio inaccessibile, dove praticamente lo studio delle altimetrie ci ha portato a fare una rampa che facilmente raggiunge l'interno del tempio. Allora vedete che via via si descrive tutto un tessuto di occasioni, per esempio questi trappoli degli odori dove i bambini vengono attirati dalle specie vegetali che sono le specie della tradizione delle aree antiche, ma anche l'uso della botanica come consolidamento dei terreni, come in questo caso. Sono tantissime occasioni in cui la sperimentazione, ma anche un filone di compatibilità e anche di progettualità diventa l'occasione di restituire dei percorsi. Questi percorsi sono seguiti da tutti, quindi non è vero che c'è una piccola percentuale di pubblico, ma veramente il collaudo della realtà che noi abbiamo fatto è che evidentemente vengono percorsi dalla stragrande maggioranza del pubblico, da una parte ottenendo una maggiore sicurezza delle persone che camminando su un percorso semplice evitano di cadere, per esempio, ma nello stesso tempo anche favorendo il percorso di persone anziane, di bambini e quanto altro. Allora capite che tutto è una tavolozza di colori. Non è vero che tutti gli interventi di restauro sono uguali, non è vero che nel restauro non c'è il diritto d'autore, non è vero che chi firma un intervento del genere può seguire un protocollo universale e comune. C'è la sensibilità del progettista, la sua capacità di seguire e di comprendere i luoghi, la possibilità di non tradire i monumenti presenti e quindi non comunicare a chi viene dopo di noi un'idea errata di quel monumento, rispettando anche, come in questo caso, una strada basolata che noi, dopo diversi tentativi e sperimentazioni, siamo riusciti a proteggere con stuccature che permettono il passaggio dell'acqua, la permeabilità, che era una caratteristica propria della strada antica. Allora vedete che la tecnica, la capacità, la progettualità, la tradizione, anche la capacità manuale degli operatori, e quindi qui un particolare cenno all'indispensabile perizia degli operatori, sono gli elementi che ci permettono piano piano di creare un tessuto perfettibile, assolutamente insufficiente, perché non si può dire che la perfezione si può raggiungere. Quando si dice che un'area archeologica è
tutta accessibile. Non è vero. L'area archeologica è accessibile compatibilmente alla sua natura e alla sua possibilità. Questo è un divertente avvenimento del Salone del Mobile di Milano, dove io trovo finalmente la panchina dei miei sogni, che avevo sempre immaginato. Mi seggo su questo elemento, vedete che è una panchina che ha su un bordo un rilievo tattile. Allora la mia idea era quella di fare una panchina con il rilievo tattile del monumento che avevo davanti. In realtà la giovane architetto che ha progettato questa cosa un altro po' mi uccideva, perché questa non è una panchina ma è un tavolo. Quindi mi ha detto: ma che cosa fa? Si siede sul tavolo? Ecco come gli elementi possono essere degli elementi che si accostano a un'idea progettuale che, come ha detto Pete Kercher, è quasi un sogno, il sogno di dire io lo posso fare nonostante molti dicano non si può, come nel caso della piramide, allora inaccessibile, oggi accessibile, con il rimodellare dei salti di quota che sono le rimanenze dei vecchi scavi, e quindi via via vedete che si compone un tessuto di realizzazioni dove anche il patrimonio romano piano piano si sta adeguando a un diverso concetto di frequentazione, di piacere della visita, di implemento della partecipazione del pubblico, e dove anche addirittura gli elementi accessibili possono sottolineare elementi architettonici perduti. Qui siamo a Pompei, dove il progetto di Roma è proseguito con una grande occasione. Sono stati 3,5 km di questo progetto intitolato Pompei per tutti, ed è proprio il per tutti con cui io vorrei, scusandomi del tempo se ho sforato, partecipare con voi. Come a pranzo dicevamo con alcuni amici, l'elemento difficile di Pompei è l'attraversamento delle strade. Diciamo, come neofita di Facebook ho avuto la pessima idea di mostrare un manifesto di un evento di Pompei, e lì si è scatenato l'ira di Dio e i ben pensanti del restauro contro questo elemento, che doveva collegare alcuni pietroni per poter consentire un passaggio. Allora, questo è il cuore del progetto. Il progetto è un cammino, e quindi il progetto va sviluppato, va riflettuto, va fatto, va migliorato, ma bisogna forse anche un po' interrompere, no? Questo pessimo vizio di demonizzare gli elementi che possono e devono essere corretti, perché quello che è l'obiettivo finale è quello di arrivare a un approccio condiviso, dove tutto si può fare, dove il patrimonio ne guadagna. E Michael Graves appunto viene nel 2013 e parla a Roma del diritto al bello. Per noi gli ingredienti ci sono tutti, questi ingredienti però hanno bisogno di 3 cose: uno di grande studio, di attenzione, di capacità, di sensibilità, e soprattutto di persone che vogliono mettere fuori della porta i tabù. Grazie Maria Grazia Filettici, mi è piaciuto molto il discorso quando parlavo di sostenibilità, accessibilità, che sono occasioni di sviluppo, no? Tutto questa sua relazione. È un messaggio anche a questi ragazzi, insomma, architetti che devono intraprendere questo mestiere, appunto per imparare che ci sono non si parla più di una nicchia, ma si parla insomma di sviluppo a 360 gradi, e si va verso un nuovo futuro. Adesso io passerei la parola a Lucia Sarti, Dipartimento di Scienze Storiche e Beni Culturali Università di Siena. Accessibilità e beni culturali, esperienze, casi studio e riflessioni. Questo è il tema. Sì. E io ho letto oltretutto che lei ha diffuso una mostra che si chiama Vietato non toccare. Sì, proprio da lì prenderei lo spunto. Ecco, lei partirebbe da questo tipo di esperienza, no? Che riguarda un processo tattile, olfattivo. Sì. Siccome io sono daltonico, le chiederei se esiste anche un metodo per aiutarmi, magari. Faccio un annuncio anche per gli altri, a forza di barriere architettoniche, eccetera, ma anche per me. No, lei non ha fatto prima la domanda, se no sarei dovuto restare in piedi. A volte Ah, ecco. sì, mi sembra, sì.
si segni. Ma in realtà è una problematica, perché poi è molto più frequente di quanto, E infatti, di per i quanto maschietti sembra. è un problema. Certo, certo. Bene, allora intanto buonasera a tutti, ringrazio di avermi invitato e di avere l'occasione di illustrare il nostro progetto, appunto il progetto dell'Università di Siena, che parte da questo allestimento del percorso multisensoriale, tattile, olfattivo, vietato non toccare, nasce nel 2004. Il progetto si trasforma presto in un laboratorio, in un work in progress, perché dall'allestimento di questa prima mostra, l'università ha creato un gruppo di lavoro, un gruppo che ha coinvolto giovani, laureandi, personale tecnico dell'università, riconoscendo nel diritto delle persone a godere della cultura, nell'obbligo e nel dovere dell'università della diffusione dell'inclusione, nella diffusione dei principi dell'accessibilità universale, uno dei compiti dell'università, non solo rivolto ai beni culturali, ma se vogliamo anche rivolti, e pian piano l'università si sta adeguando anche a questo, alla didattica, alla formazione e a quant'altro riguarda il compito universitario. Sarò velocissima accennando che con questa slide, che ne ha già parlato Pete Kercher, l'Università di Siena si è ispirata ai principi del Design for All, quindi non un percorso destinato a particolari problematiche che possiamo incontrare nella nostra vita, ma cercare di creare dei percorsi che siano il più possibile aperti, adattabili, modulabili e sfruttabili dal maggior numero di persone. In questo breve excursus cercherò anche di far vedere varie situazioni, no, di percorsi allestiti, di soluzioni adottate, perché oggigiorno, come sappiamo, questo è un problema fortunatamente di ampia diffusione, molte strutture pubbliche e private si impegnano, il MIBACT in prima persona, ma anche altri enti pubblici, enti privati, ci sono delle linee guida, quindi c'è tutto un sistema europeo e anche italiano di leggi che si adopera per normare, dicevamo con Pitt, ma non solo normare, non basta normare, l'importante è sperimentare, innovare, perché ogni situazione, ogni contesto culturale, italiano in particolare, presenta una ricchezza, una variabilità che non può essere affrontata con regole e modelli standard, no? Ma come vi farò vedere brevemente può e deve essere allestita, deve trovare delle soluzioni individuali che valorizzino. Quello che a noi ci interessava, come è alla base del Design for All, è creare un contesto agevole, facile, dove ciascuno possa sentirsi a proprio agio, possa seguire un percorso. Qui vedete rapidamente i percorsi che abbiamo allestito, dalla storia naturale fino ad arrivare all'arte contemporanea, quindi adattando i vari allestimenti. Ognuno, dicevo, possa sentirsi a proprio agio, possa frequentare e seguire il percorso senza affaticarsi né a livello intellettuale, cognitivo, né a livello fisico. Quindi dei percorsi modulabili che cerchino anche di rispettare e valorizzare il significato storico delle sedi dove l'allestiamo, ne ha parlato Maria Grazia Filetici. Il problema della valorizzazione e dell'allestimento, dell'accessibilità dei luoghi di valore storico è un problema delicato che richiede un'interdisciplinarietà e diverse competenze. Abbiamo anche affrontato alcuni temi relativi alle aree all'aperto, ai parchi naturalistici, anche in questo cercando di trovare soluzioni adatte ai vari contesti. Per esempio questo è un parco archeologico naturalistico a Belverde di Cetona. Nel 2007 abbiamo adattato un percorso di accesso per tutti, cercando di modellare il terreno sconnesso del parco, dell'area naturalistica. Vietato non toccare, quindi, proprio perché nasce probabilmente con l'università, ha anche cercato di costruire
delle buone pratiche, dei principi che possono essere in qualche modo condivisi, diffusi anche attraverso corsi rivolti a operatori, corsi rivolti agli studenti, diversi fruitori, categorie sensibili. Se noi mi illustrerò particolarmente i contesti dei musei, i contesti espositivi, però è evidente che la prima condizione è quella che riguarda il territorio, l'accesso, l'arrivo al museo, poi io lo devo allestire all'interno, ma la situazione esterna è fondamentale e quindi sempre di più è necessario pensare ad un sistema territoriale, ad una rete territoriale di servizi accessibili che non siano rivolti solo appunto a particolari categorie, ma come diceva anche Kercher, possano essere utili per una sostenibilità e per lo sviluppo anche della società. Pensiamo agli anziani, pensiamo a tutti i problemi che possiamo in parte risolvere creando un ambiente cittadino favorevole e accogliente per cui anche l'anziano possa muoversi con facilità, possa correre meno rischi. Quindi la costruzione di una rete territoriale accogliente e accessibile sicura è sicuramente importante. L'altro elemento centrale per noi, come credo per il Design for All, è quello della visita in autonomia, cioè ciascuna persona deve essere in grado di capire cosa va a vedere, di cosa può prendere visione e in quale modo. E quindi fondamentale la creazione di alcune piante di orientamento, sia fisse e piante che siano non solo visibili ma anche tattili e articolate con una semplificazione del percorso, con delle indicazioni essenziali. All'interno delle strutture una sorta di indicazioni dei movimenti, del percorso che è consigliato e naturalmente già qui forse viene fuori uno dei problemi importanti, centrali nella nostra progettazione, come anche è stato sottolineato da Maria Grazia Filetici, cioè non è indispensabile, non è necessario cercare delle soluzioni che siano funzionali con i mezzi e le produzioni anche industriali. Pensiamo per esempio ai percorsi Loges, ma specialmente nei luoghi della cultura, nei luoghi di valore anche storico-artistico può essere necessario e può essere utile creare delle soluzioni rivolgendosi a materiali e rivolgendosi a interventi diciamo innovativi di nuova esperienza che possano adattarsi all'ambiente e alla situazione. La nostra esperienza è stata quella di creare dei percorsi tattili, ma non limitarsi alla creazione di postazioni da sentire con il tatto a sostituzioni delle opere d'arte, ma anche di creare delle ambientazioni sonore, olfattive, naturali, che riuscissero in qualche modo e possano riuscire anche a rendere il percorso maggiormente percepito, che possa suggerire anche delle emozioni, che possa suggerire un ambiente piacevole nel quale inserirsi. L'altro problema centrale di un allestimento museale che si voglia rivolgere a percorsi tattili, voglia affrontare i problemi sensoriali, è quello della possibilità di toccare o di percepire con il tatto e non solo con la vista le opere d'arte. È un problema delicato che si lega al problema del restauro e della conservazione e si lega anche al problema di come allora costituire queste repliche. La nostra esperienza è andata oltre a quella di creare delle soluzioni dedicate solo a questo problema. È importante il Museo Omero, l'esperienza Omero del Museo d'Ancona, per esempio il Museo Tifologico di Madrid oppure il Museo Anteros a Bologna, ma la nostra sperimentazione è stata quella, come anche accade in tanti altri musei anche europei, è stata quella di creare delle soluzioni inserite all'interno del percorso museale. Quindi non musei dedicati, ma percorsi
percorsi che si arricchiscono di postazioni multisensoriali che possono essere un messaggio per tutti. In questo senso il nostro sforzo è stato quello di inserire la postazione, di considerare la postazione tattile, la postazione che può essere toccata, come una sorta di informazione in più, di didascalia, di spiegazione, che possa essere valida per tutti. Come si ottiene questa riproduzione? La riproduzione può essere ottenuta attraverso il metodo del laser scanner, quindi della ripresa anche tecnologica, ma anche può essere ottenuta attraverso l'artigianato, può essere ottenuta attraverso l'archeologia sperimentale, quindi facendo ricorso anche a delle realizzazioni materiche che non siano solo in resina o in materiale plastico. In questo senso, per esempio, abbiamo creato, per quanto riguarda l'archeologia, delle postazioni dove l'oggetto è stato riprodotto nella materia originale, con un'indagine anche di ricerca per cercare di capire le vecchie tecnologie che potevano essere applicate, quindi anche con coinvolgimento nei laboratori. Abbiamo cercato di riprodurre e di trovare delle soluzioni che non fossero solo una riproduzione al laser scanner dell'immagine, quindi che dessero un'informazione cognitiva soltanto dell'immagine, ma anche una ricostruzione che prevedesse in parte dei contrasti di colore, che prevedesse delle texture, che prevedesse dei materiali, il grès, la terracotta, il legno, che potessero in qualche modo dare anche una sensazione emotiva, una sensazione anche di restituzione della materia stessa nella quale era stata fatta l'altra opera. E per esempio questa è una postazione tattile di spiegazione al Palazzo Pubblico di Siena, dove la riproduzione, come vedete, è inserita al di sotto dell'originale dell'affresco dell'assedio di Monteperti, con il famoso Guido Riccio a cavallo, e questa postazione semplifica e dà delle informazioni sulla scena raffigurata, che tra l'altro è molto alta e quindi può creare dei problemi di analisi per tutti. La stessa cosa abbiamo sperimentato per esempio in una riproduzione scomposizione 3D di una natura morta di Cézanne. In questo caso, per esempio, quello che abbiamo cercato di affrontare è il problema della prospettiva, come rendere la prospettiva, ovvero il quadro che ha in primo piano della frutta e sul fondo ha una fruttiera. In questo caso non solo una riproduzione a 3D bidimensionale a basso rilievo, ma anche una ricostruzione naturale che ricostruisse la scena con la stessa frutta, gli stessi oggetti in materie naturali, di modo che ci fosse un'emozione anche nella visita. Tutti questi percorsi sono ovviamente accompagnati da un commento nella lingua dei segni, sono accompagnati da una descrizione del quadro e della scena che esemplifica per tutti l'importanza della raffigurazione. Ultimamente stiamo realizzando una tavoletta tattile del Sassetta, che è un pittore del Trecento, presso la Pinacoteca di Siena. Quindi innanzitutto la postazione tattile, immersiva, olfattiva anche e multisensoriale, ma importante è anche la comunicazione, quindi una semplificazione della comunicazione, quindi caratteri, colori, dimensioni delle immagini, fino ad arrivare a delle didascalie come questa in basso rilievo, dove invece di una fotografia e di un'immagine, di un disegno che descriva il vaso e la decorazione, abbiamo prodotto qualcosa in rilievo e con impressioni, quindi in modo da essere facilmente percepita per tutti, quindi non è solo una sostituzione per la persona ipovedente, che forse è un numero maggiore dei non vedenti, dei vedenti o della persona cieca, ma è un messaggio valido per tutti, perché spiega che cosa si intende con questo tipo di aspetto culturale della preistoria, oppure pannello della coltivazione dei cereali. Questa stessa informazione, quindi queste informazioni
che vengono date nei pannelli, nelle didascalie del percorso espositivo, e ormai molti musei hanno questo accorgimento, semplificazione del testo, abbiamo detto. È importante anche fare delle pubblicazioni, quindi dare a stampa, dare al visitatore un qualcosa che lo possa accompagnare anche nel ritorno a casa. In questo caso è possibile pensare a delle stampe che abbiano un carattere ingrandito, quindi non facilmente leggibile da tutti, che abbiano una sottolineatura anche in braille, quindi un testo che possa anche essere letto da persone cieche che leggono il braille, e che abbia le figure e le raffigurazioni in basso rilievo e oppure sottolineate da una linea in rilievo. Quindi cercare il più possibile di rendere accessibili queste informazioni, questi dati. Sarti, le chiedo solo se arriviamo con la conclusione. Sì, lo so, ho finito subito. No, se no dopo si offende Kerzer che è stato un po' di meno rispetto a lei. Siccome lui è stato meno, posso stare un pochino più io. No, si offende lui che è stato di meno rispetto a lei. Allora, volevo dire, oltre a questo discorso della scrittura e dei pannelli, per esempio, l'accessibilità richiede anche in alcuni musei la sistemazione di alcuni prodotti multimediali che possano per esempio rendere fruibile non solo una maggiore informazione, ma anche per esempio la visita virtuale di siti che per persone con difficoltà motoria possono avere. E allora in questo caso alcune postazioni possono essere rese accessibili con la movimentazione del piano e dell'altezza, problemi dell'illuminazione. E poi infine finisco sicuramente, mi scuso anzi di aver sforato, perché tengo a questo discorso, l'accessibilità riguarda anche la preparazione delle persone e degli operatori che accolgono il visitatore nel museo. Per doppio motivo: uno, perché è la prima immagine che il visitatore molte volte ha all'ingresso del museo, e per secondo perché un operatore che è in grado di capire quali possono essere le difficoltà diverse per ogni persona, sicuramente rende la visita più piacevole, più accogliente e soprattutto meno faticosa. Una visita in questo contesto può essere poi una visita anche ripetuta in qualche modo. Finisco con questa immagine di basso rilievo di Bobo, un fumetto di Sergio Staino, che sapete che Sergio Staino ha dei gravi problemi di vista, praticamente è diventato quasi completamente cieco, disegna con il computer e ci ha chiesto per questa notte della ricerca che abbiamo fatto a Siena di riprodurre in basso rilievo questa immagine di Bobo, che poi alla fine è un autoritratto. Quindi grazie dell'attenzione e scusatemi della sforatura. Comunque grazie a queste sue esperienze che ci ha portato, abbiamo scoperto un mondo che magari per chi non è del mestiere è inesplorato, e ci sono tante opportunità, e oltretutto lei ha lanciato un messaggio fondamentale, quello della visita in autonomia, permettere di visitare in autonomia. Secondo me questo è il messaggio anche più importante. Allora, siamo partiti dalla visione un po' internazionale, europea, parlando delle varie esperienze, ne abbiamo viste a livello nazionale, vediamo allora a livello locale quello che ci presenta Paola Visentini, Museo Archeologico di Udine, il progetto europeo di accessibilità museale Camin e le azioni pilota del Museo Archeologico di Udine. Prego. Grazie, cercherò di essere breve perché causa mia se i relatori hanno avuto l'informazione dei 20 minuti. Allora, il progetto europeo Camin è un progetto che si basa è sostenuto da un finanziamento europeo del Central Europe e coinvolge 14 partner ed altri partner associati, tra cui anche l'Università di Siena, quindi Lucia Sarti, ed è proprio questa la ragione per cui Lucia Sarti mi ha preceduto nella relazione, perché di fatto ha trattato la tematica in senso generale, che poi è stata quella che noi abbiamo applicato al Museo Archeologico di Udine.
Il nostro progetto avrà durata triennale, è iniziato nel 2016, a luglio del 2016, e comprende appunto una ventina di partner tra Germania, Austria, Slovenia, Croazia, Italia e Polonia. Si basa sui principi che avete sentito nelle precedenti relazioni, cioè l'universal design e l'inclusione, l'accessibilità. Noi l'abbiamo classificata in accessibilità fisica dell'informazione e della comunicazione, l'accessibilità sociale ed economica, perché l'intenzione del progetto era quella di realizzare delle linee guida che fossero disponibili per il centro Europa o comunque praticabili nel centro Europa, mappando quindi quelle che sono le attività di eccellenza di questi territori. Sul nostro sito, sul sito del progetto, trovate tutta la documentazione, parzialmente la trovate anche qui al tavolo in formato cartaceo all'esterno della sala, però diciamo che quello che trovate qui al tavolo è in realtà solo una fase preliminare, perché il progetto, che appunto ha durata triennale, prevede che questa documentazione venga di volta in volta integrata e migliorata proprio sulla base del feedback che riceveremo dagli utenti. È stata quindi realizzata una catena di servizi che individua diciamo delle macro aree all'interno di un museo. Una catena dei servizi che è stata incrociata con le categorie di accessibilità e ha consentito di realizzare una sorta di matrice che qualunque museo può utilizzare per verificare laddove il museo è manchevole, cioè quali sono gli interventi che sono necessari per rendere accessibile l'edificio, il percorso museale e i servizi. Questo perché la nostra idea era appunto di metterla a disposizione di altri musei e che questi musei potessero, naturalmente a step con le disponibilità economiche presenti, poi partecipare a questo stesso nostro percorso e arrivare ad un'accessibilità. Uno degli aspetti più importanti che ha già sottolineato Lucia Sarti era migliorare proprio la capacità degli operatori, perché sono il nostro bigliettino da visita di fatto. L'utente arriva e indipendentemente dall'esposizione dai materiali che troverà, il primo approccio è con il personale, con il personale d'accoglienza soprattutto, e poi con gli operatori didattici. Quindi a disposizione di tutti i musei, oltre alle linee guida in generale per rendere accessibili i propri percorsi, i propri edifici, ci sarà anche, e c'è attualmente, sempre in corso di integrazione, un manuale per il percorso di training. Questi 6 musei coinvolti nei 6 paesi affronteranno degli investimenti pilota. Il Museo Archeologico di Udine ci è già arrivato e sono stati presentati lo scorso 9 novembre, un evento di lancio che in qualche modo doveva far conoscere quelli che erano stati gli interventi condotti all'interno del Castello di Udine in questo caso. Un evento di lancio che prevede poi 6 mesi di verifica da parte degli utenti. Chiunque si rechi in questo momento al Castello di Udine troverà dopo la visita un questionario da compilare per valutare quelli che sono stati i nostri interventi, perché effettivamente il test dell'utente, del visitatore, che con le necessità di ciascuno può darci grandi informazioni per integrare appunto la documentazione che finora noi abbiamo redatto. Un evento di lancio che ha previsto delle azioni pilota non solo al Museo Archeologico di Udine, ma anche sulla struttura del castello. Questa è una vecchia immagine del castello che molti di voi conosceranno. Si tratta in realtà di un palazzo nobiliare del Cinquecento che si colloca sulle fondazioni di un castello, ma l'aspetto diciamo meno accessibile è proprio il fatto che si collochi in cima ad una collina. L'edificio però internamente non è completamente accessibile, ci sono alcune aree che non lo sono per le persone con sedia a ruote
e in particolare si tratta dell'atrio del castello, che è un atrio decisamente molto bello, molto scenografico, per il quale abbiamo previsto momentaneamente solo la progettazione di rampe. In realtà abbiamo fatto un lungo percorso per comprendere quale fosse la soluzione migliore e anche a detta della consulta del Comitato di Udine, per la verità per lo più del Comitato di Udine, delle associazioni per le persone disabili e le loro famiglie, la scelta di una rampa fissa è di fatto la scelta migliore, la scelta che funziona di più, perché le rampe traslabili spesso si rompono, non sono utilizzabili quando servono, insomma in realtà la rampa fissa, benché spesso non sia esteticamente facile da inserire, rimane la soluzione migliore. In questo caso vedete la progettazione per ora fatta da Livio Petriccione. L'accessibilità fisica passa anche attraverso la nostra biglietteria. Noi nel 2013 avevamo realizzato un bancone della biglietteria che era di per sé inaccessibile. Era una barriera perché è una struttura piuttosto alta di metallo nero, quindi una barriera sia fisica che anche visiva. Non eravamo nella situazione di poterla cambiare ovviamente, però siamo intervenuti con dei piccoli accorgimenti. Questo lo dico perché spesso non prevedono dei grossi investimenti, si tratta fondamentalmente di una visione diversa del museo, una visione diversa di tutti gli elementi che sono all'interno del museo. Ci siamo limitati cioè, sempre con progetto di Livio Petriccione, a un abbassamento di parte della biglietteria, e nella parte ribassata, che rende di fatto più accogliente questa biglietteria, o meglio rende più vicino l'operatore all'utente, abbiamo collocato una mappa visuotattile. Su consiglio inoltre del comitato che ho citato prima, abbiamo sentito la necessità di intervenire anche su alcune parti del museo che riguardano un po' il relax. Il castello è un edificio difficile, molto articolato, complesso, già raggiungerlo spesso a piedi è impegnativo. L'associazione ci ha chiesto, soprattutto per coloro i quali hanno un disagio cognitivo, di avere uno spazio di tranquillità. Pertanto abbiamo realizzato una sala relax che vedete qui rappresentata al mezzanino del castello. Per ritornare sempre a quanto è stato detto da Lucia Sarti, l'autonomia diventa una cosa decisamente importante all'interno di un museo. Noterete in alto a sinistra un'immagine che indica vietato l'uso dell'ascensore se non accompagnati dal personale interno. Ecco, questa era la situazione prima del nostro intervento. Abbiamo fatto una serie di interventi sull'ascensore per rendere il suo utilizzo assolutamente autonomo. Quindi siamo intervenuti con delle piccolissime operazioni, cioè con l'inserimento di un citofono affinché l'utente possa comunicare con la biglietteria in caso di emergenza, con una serie di indicazioni di carattere, di orientamento, per consentire appunto all'utente di muoversi all'interno del castello e soprattutto di utilizzare l'ascensore in maniera assolutamente autonoma. La comunicazione, l'accessibilità della comunicazione e dell'informazione dal nostro punto di vista passava attraverso non solo l'utilizzo dell'italiano e dell'inglese, che prima del progetto non vi era, ma attraverso l'utilizzazione dei pittogrammi. Pittogrammi che in qualche modo ci indicano i servizi in maniera diretta, precisa, senza bisogno di traduzioni in lingue diverse. Altro intervento ha riguardato gli ingressi. Chi frequenta il castello sa che l'ingresso principale è l'ingresso monumentale, quello che si attraversa dopo aver fatto una serie di rampe di scale. In realtà il castello ha anche un ingresso posteriore che allora era completamente dimenticato, era quasi considerato di servizio, ma era l'unico accessibile.
per cui siamo intervenuti anche graficamente, perché dobbiamo dire che l'intervento è stato importante anche dal punto di vista grafico, sostituite le rampe, inseriti nuovi pannelli che indicano i servizi in italiano e in inglese con i pittogrammi e soprattutto allestito l'ingresso posteriore, che è l'unico di fatto totalmente accessibile. Questo in realtà è un punto in più per il castello, perché molte delle persone che raggiungono il colle spesso non si rendono conto che all'interno del castello ci sono delle collezioni, che possono essere visitate e sono molto belle, quindi in realtà dargli una certa dignità consente in qualche maniera di avvicinare degli utenti che altrimenti non sarebbero entrati. Anche l'ingresso anteriore è stato, diciamo, rivestito con nuovi pannelli che, come vedete, attraverso i pittogrammi indicano quali sono i servizi attualmente a disposizione. Segnaletica interna ed esterna, quindi in questo caso vedete la segnaletica interna, utilizzo dei pittogrammi, grazie a un grande lavoro fatto dalla consulente per l'accessibilità. Vi ho detto prima che di fatto questo progetto è un progetto che ha impegnato più persone. L'indicazione della consulente per l'accessibilità, che è Stefania Poesini, che è qui, per questo la cito perché è importante, ci aveva indirizzato verso nuovi titoli per i nostri servizi. Per esempio, il bagno per i disabili è stato trasformato in bagno per tutti. Questa è una comunicazione importante che toglie tutte le categorie che sempre ci facciamo quando visitiamo i musei. Quindi i pittogrammi ci indicano effettivamente quali sono i servizi, poi la comunicazione è altra cosa. Mappe visuotattili sia all'esterno che in ciascun piano, e mappe cartacee d'orientamento. Quindi quello che era un grosso problema di cui ci eravamo resi conto in castello, cioè entrare e non saper bene dove dirigersi, perché appunto l'edificio non è nato per essere un museo, è un castello o comunque un palazzo nobiliare, pertanto era molto sentita l'esigenza di capire dove stessero le collezioni, a che piano, dove stanno i servizi, poi ascensori, bagni, eccetera. Abbiamo anche sistematizzato in qualche maniera i nostri materiali di comunicazione, alcuni erano già presenti, altri li abbiamo integrati. Per esempio, per quanto riguarda il museo archeologico abbiamo prodotto un nuovo dépliant che va ad arricchire la serie che già avevamo, che forniva i testi dei pannelli in italiano, in inglese, in tedesco e in sloveno, con un dépliant in linguaggio semplificato e in braille, un prodotto molto inclusivo, molto bello decisamente dal punto di vista estetico e che integra perfettamente la collana dei nostri materiali. Altro aspetto che è stato evidenziato nel corso del progetto era la necessità di poter organizzare la propria visita prima della visita. Questo è un problema sentitissimo da parte delle persone con disabilità, che hanno bisogno di sapere quali sono i servizi messi a disposizione. Pertanto abbiamo realizzato una carta dei servizi che è online in italiano e in inglese. Gli interventi però appunto hanno riguardato per lo più il museo archeologico, che attualmente si sviluppa su 250 metri quadri per la parte permanente ed altrettanti per la parte temporanea. Gli interventi che abbiamo fatto replicano un po' dal punto di vista concettuale quanto vi ho già detto, ovvero tutti i multimediali che già c'erano, perché l'allestimento è del 2013, quindi è piuttosto recente, sono stati tradotti, interpretati nella lingua italiana dei segni, in linguaggio semplificato, in italiano e in inglese, per consentire quindi a qualunque utente di poter accedere ai contenuti. Abbiamo realizzato poi un percorso multisensoriale che prevede delle cornici tattili, con degli approfondimenti su alcuni materiali. Ovviamente non abbiamo potuto intervenire su tutto, anche perché altrimenti la visita tattile multisensoriale sarebbe diventata piuttosto lunga.
lavorando anche sull'olfatto che è un aspetto in più, è un po' quello che ci raccontava prima Lucia Sarti. Abbiamo sfruttato un allestimento che prevede l'esposizione di materiale romano da necropoli, abbiamo così utilizzato un profumo che è il Telinum, un profumo che normalmente veniva collocato all'interno dei balsamari, riprodotto in modo che l'utente lo possa sentire e in qualche modo entrare nel mondo romano. L'accessibilità dell'informazione passa ancora attraverso questo percorso multisensoriale che prevede di poter toccare alcuni reperti veri. Abbiamo selezionato alcuni reperti tra i più rappresentativi e quelli che non prevedono rischi della conservazione, perché bisogna tenere conto anche di questo, e repliche da poter toccare. Questo percorso multisensoriale è assistito da un'app che sfrutta la tecnologia dei beacon e che quindi consente anche alle persone non vedenti di recuperare dei contenuti e poter quindi seguire il percorso. Un'app però che è un prodotto inclusivo, perché da quella stessa tecnologia è possibile ottenere anche una guida in italiano, in inglese e in francese. Prima vi parlavo di un evento di lancio. Il nostro evento di lancio è stato, diciamo, progettato per essere promosso da una mostra che è Donne, Madri e Dee, linguaggi e metafore universali nell'arte preistorica, una mostra che abbiamo realizzato al mezzanino, dove abbiamo applicato concettualmente sempre le stesse idee, quelle del Universal Design, ma le abbiamo rese più flessibili perché era necessario trovare dei prodotti che fossero meno costosi e soprattutto modulari. Vi spiegherò perché successivamente. La mostra è una mostra che abbiamo prorogato perché ha avuto un interessante risultato. Riguarda dei materiali che sono rarissimi, di fatto è una mostra internazionale perché sfrutta questo progetto europeo, quindi abbiamo raccolto dei materiali assai rari dal centro Europa e dai Balcani, pochissimi materiali italiani, ma in realtà quello che volevamo raccontare era la storia della raffigurazione femminile nel corso dei millenni. Parliamo di molti millenni perché questo percorso parte 40.000 anni fa. È una mostra che, come vedete, sfrutta il percorso tattile multisensoriale comunque. Qui abbiamo utilizzato anche una sorta di percorso podotattile che in realtà non lo è nel vero senso della parola, ma indirizza l'utente nella visita. Ecco, lo vedete più da vicino, e sfrutta attraverso il multimediale e i pannelli tattili la possibilità di fornire le informazioni in modo diverso, cioè utilizzando più sensi. L'accessibilità sociale, abbiamo già detto, è passata attraverso i corsi di formazione del nostro personale di accoglienza e degli operatori didattici, e la sensibilità sociale ed economica attraverso delle visite guidate che ancora adesso si possono godere a titolo gratuito. Quindi per 2 settimane, per indicazione del progetto, abbiamo tenuto aperto il Museo Archeologico e la mostra a titolo gratuito con visite guidate gratuite. Ora forniamo solo le visite guidate gratuite, però mi pare già piuttosto interessante perché queste mostre, questi interventi sono molto importanti se vengono accompagnati, perché vengono compresi meglio e viene compresa anche diciamo, il lavoro concettuale che ci sta alla base. Ora siamo nella fase di disseminazione, abbiamo pubblicato, troverete sempre sul tavolo alcune nostre pubblicazioni, abbiamo pubblicato i nostri interventi, abbiamo presentato questo progetto a Roma, a Pompei, ma la forte disseminazione a cui noi vogliamo arrivare passa attraverso la nostra mostra. La mostra, come vi ho detto, è una mostra modulare, verrà trasferita forse ai nostri partner, ma sicuramente ad altri musei italiani ed esteri. E questo è il bigliettino da visita più importante per noi, perché oltre a passare il contenuto scientifico della mostra, in realtà passerà il concetto di Camin.
Perché? Perché Camin come progetto ha alla fine come obiettivo quello di definire un'etichetta e di creare le basi per un turismo accessibile. Grazie. Grazie mille a Visentini che ci ha presentato, posso chiamarlo un gioiellino dell'accoglienza praticamente. Spera, insomma, ci manca solo un ascensore che ci porta in castello, però qualcuno è disattento e non ha ancora... un ascensore che ci porta in castello. Presto? Vabbè. Sì, infatti. Però già qua si pensa, magari dopo l'assessore, se non so se deve andare via oppure se... Magari c'è un progetto, no, in corso, immagino, un bando di gara, no, se non sbaglio, dove si parla di ascensore per portare, ok. Allora, Livio Petriccione, Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Udine, ci parlerà delle riflessioni per progettare una città accessibile, perché fino adesso abbiamo parlato di accessibilità nei musei, abbiamo parlato di accessibilità nelle aree museali, ma le nostre città sono accessibili? C'è una strategia integrata? Già lo vedo un po' perplesso. Bene. Udine soprattutto. Sì, soprattutto Udine. Buonasera a tutti intanto. Ringrazio gli organizzatori e ringrazio voi tutti qui presenti. Vi porto i saluti del magnifico rettore dell'Università degli Studi di Udine, Alberto Felice De Toni, e della professoressa Cristina Conti. Ringrazio la dottoressa Visentini per le numerose collaborazioni, insomma, del periodo trascorso al Castello, e un particolare ringraziamento a chi collabora attivamente poi con l'università e con i laboratori che dopo vi spiegherò, e in particolare Ernestina Tam ed Elena Bulfone del Comitato Provinciale delle Persone Disabili e delle loro famiglie, e Michele Franz e Paola Pascoli del CRIBA, che sono, dopo vi spiegheremo, il nostro braccio operativo, forse lo potrei definire così. Ringrazio anche i relatori che mi hanno preceduto, perché hanno dato effettivamente una eccezionale panoramica di quelle che potremmo definire anche delle varie sfaccettature poi della problematica dell'accessibilità. Partirei velocemente perché ho dei tempi molto stretti, quindi cercherò di rispettarli, enunciando quello che è secondo me un punto di partenza e anche allo stesso tempo un traguardo, cioè la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. In particolare l'articolo 1 e il 2, cioè le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di uguaglianza con gli altri. Questo è un messaggio che va ai miei colleghi architetti, nel senso che progettare l'accessibilità è un sapere abilitante per la professione, un sapere abilitante per progettare in maniera consapevole. L'università ha il ruolo di lavorare proprio in questi fronti, quindi formare i professionisti del futuro. Sempre velocemente, alcune secondo me parole chiave, che le definizioni sono tratte dalla Treccani, che sono segregazione, inclusione e integrazione, che poi alla fine hanno portato anche alla creazione di un neologismo, cioè antibarriere. Chi si propone di rimuovere gli ostacoli fisici presenti nell'architettura urbana e nelle strutture edilizie che rendono difficoltosi l'accesso o la circolazione dei disabili. Questo cosa vuol dire? Che tutti noi dobbiamo lavorare per una città accessibile. Ovvio non esiste una formula magica né una soluzione adatta ad ogni città italiana, perché ogni città ha le sue problematiche, sia quelle storiche sia quelle di nuova creazione, ma noi dobbiamo superare quelle che sono delle barriere, che non sono solo quelle architettoniche, cioè quelle fisiche, ma sono delle barriere culturali, sensoriali, cioè percettive, e cognitive. Le barriere architettoniche in molti progetti, anche quelli di nuova creazione, ne ho citato uno in alto a destra, fuori regione ovviamente, per ovvi motivi, in cui lo sforzo del progettista è stato quello sì di lavorare sull'accessibilità, però è un problema tipico di ogni architettura, è quello della manutenzione ordinaria e straordinaria. A cosa mi riferisco? Hanno fatto uno sforzo per inserire delle piante tattili e un sistema Loges, però durante l'utilizzo pratico dell'ospedale hanno messo un totem davanti proprio alla stessa postazione. Centinaia di persone passano davanti
a questo totem. Molti sicuramente saranno anche quelli che gestiscono lo stesso ufficio tecnico, e già 2 anni che vado in questo ospedale e nessuno l'ha ancora mai rimosso. Un giorno lo sposterò io in prima persona. Questo per dire cosa? Che anche il progettista che si sforza di progettare secondo i canoni e seguendo una normativa, che non è solo il seguire la normativa l'unica via corretta, però dopo il problema è come questo bene deve essere mantenuto e come anche le persone poi che lo utilizzano devono essere sensibilizzate. Sotto è un esempio che poi approfondirò più nello specifico, che è riferito all'accessibilità di via Mercato Vecchio. Quindi entriamo nel fulcro dell'attività dell'Università di Udine. L'Università di Udine è presente in questo campo dall'inizio degli anni 2000 grazie alla professoressa Cristina Conti, che ha fondato il DALT, che è un laboratorio interno del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura, che è l'acronimo di Design for All, accessibilità, laboratorio di tesi di laurea e di ricerca. Ci sono altre realtà in molte altre università d'Italia, qui abbiamo un esempio che è appena stato portato nella presentazione prima della mia, e insieme al laboratorio DALT lavora anche il laboratorio Space Lab, di cui io sono il coordinatore scientifico, che unisce nel lato pratico e supporta sia il CRIBA che anche l'amministrazione comunale in alcuni progetti operativi. Perché è importante il ruolo del CRIBA? Perché il CRIBA, grazie alle consulenze di Michele Franzi e di Paola Pascoli, con noi lavorano insieme agli studenti e ai professionisti, e soprattutto loro con i professionisti danno delle consulenze gratuite su ogni tipo di progetto, che sia privato o pubblico, ed è uno strumento operativo importantissimo che abbiamo l'onore di avere in Friuli Venezia Giulia, ma è presente anche in altre realtà regionali italiane. L'università, ovviamente, mi fa piacere che qui tra noi ci sono alcuni studenti dell'Università di Udine, alcuni anche futuri tesisti che svilupperanno proprio delle tesi di laurea su queste tematiche. Negli anni ha formato molti studenti con lezioni frontali, in alto avete dei workshop fatti con l'Università di Trieste sul centro archeologico, sul polo archeologico museale di Aquileia, workshop all'interno dell'università, lo sviluppo insieme al CRIBA e a un'azienda privata di un'app con l'Università di Udine per progettare una casa a zero barriere. Non è che si ha la formula per progettare una casa senza barriere, ma si danno degli spunti operativi al progettista per poter migliorare nella progettazione operativa del suo edificio. Al centro avete il progetto il progetto pilota per via Mercato Vecchio, e in basso un'attività che ormai è stata avviata 2 anni fa con le prove di emergenza ed evacuazione dell'Università degli Studi di Udine, ma che diventa un momento di formazione continua con gli studenti del nostro polo scientifico. Inoltre quest'anno c'è stata la sesta edizione del premio tesi di laurea accessibilità, inclusione e fattibilità, dove proprio 2 ex studenti dell'Università di Udine, un laureato triennale e un magistrale, hanno vinto relativamente il primo premio delle 2 sezioni di laurea proprio su progetti di accessibilità dei beni storici. Uno era diretto alla Biblioteca Santa Lucia dell'Università di Udine e l'altro proprio al Castello di Udine. Andando avanti poi con alcuni casi pratici, il Comune ci ha coinvolto in prima istanza proprio in questa prima analisi del progetto di accessibilità della parte commerciale di via Mercato Vecchio. L'università ovviamente fa un lavoro preliminare, cioè inizia a studiare quali sono le problematiche, ma poi l'operatività deve essere sempre fatta da quello che sono i professionisti, quindi l'università non si sostituisce ai professionisti, ma diventa uno strumento di supporto iniziale, è anche un po' il momento di apertura, cioè fa da apristrada proprio perché ha quelle competenze e anche quella forza di ricerca che ovviamente il professionista, che deve avere anche mantenere dei costi dovuti alla struttura, in prima istanza non può sostenere. E di conseguenza il nostro laboratorio, in particolare lo Space Lab, è partito con un'analisi puntuale di tutti gli ingressi dei negozi di via Mercato Vecchio. Questo oltre la normativa, perché in molti casi anche gli accessi sono a norma, però ci sono
degli accorgimenti che dovrebbero essere adottati perché effettivamente il negozio sia accessibile. Un esempio a destra è il negozio di Tezzeni, se non per citarne un marchio nello specifico, in cui per esempio il dislivello tra la quota del marciapiede e l'ingresso nel negozio è perfettamente a norma, ma hanno messo il tipico tappetino in fibra di cocco, che per le ruote di una carrozzina è l'equivalente di finire in una sabbiera dei bambini, cioè impossibile avanzare. Quindi... Posso chiedere una cosa, se la disturbavo prima? C'erano 35 punti segnati, sì. Ma sono 35... No, sono tutti poli commerciali. Tutti poli commerciali. Ma sono tutti inaccessibili? No. Se vogliamo al lato pratico un 50% è accessibile perfettamente, un 30% basterebbe piccoli accorgimenti come sostituire il tappeto all'ingresso, altri hanno bisogno ovviamente di interventi un po' più invasivi e ovviamente anche in questo caso ci si va a scontrare con quella che è la normativa della tutela, perché comunque via Mercato Vecchio è vincolata. Solo in una via, che è quella principale, che è quella che riguarderà i grandi lavori, abbiamo il 20% inaccessibile proprio. Cioè, che ha delle grosse difficoltà. Adesso vado avanti, per esempio, proprio nello specifico, adesso si vede male nel proiettore, comunque abbiamo analizzato per esempio la tipologia di soglia. Se vedete il punto 2 ci sono delle soglie che rientrano nella normativa, però se voi effettivamente andate a provare con una carrozzina a superarle è veramente difficile. Allora abbiamo alcune persone in carrozzina che collaborano con noi, che le hanno provate, ovviamente alcune fanno attività sportiva, quindi riescono facilmente a superarle, ma una persona anche con un girello diventa molto difficile. Alcuni negozi comunque sono stati molto attenti, conoscendo la problematica della disabilità hanno inserito un campanello all'esterno del negozio in cui ovviamente l'utente può suonare e il personale che è all'interno del negozio aiuta comunque la persona ad accedere. Non è una soluzione ideale, però comunque è un segno che le persone iniziano a essere sensibili di queste problematiche e questo già è un passo avanti culturale molto importante, perché ovviamente le persone che studiano oggi sono sensibilizzate, ovviamente il nostro è un investimento per il futuro, i professionisti che oggi escono dall'università probabilmente tra 6-10 anni saranno dei professionisti consapevoli, quindi ovviamente la progettazione cambierà negli anni, però comunque è già un ottimo punto di partenza secondo me. Questi sono alcuni esempi proprio in cui in questo caso per il primo negozio a sinistra non è accessibile, mentre quello di destra per esempio è perfettamente accessibile. Qua parliamo solo di mera accessibilità dell'ingresso, poi non siamo ancora andati a fondo all'interno del negozio stesso, in cui lì si possono ovviamente incontrare ulteriori difficoltà di movimentazione, di riconoscibilità degli spazi di movimento, quindi ovviamente la questione è molto più ampia di come la sto descrivendo, però comunque questo cosa è servito, il lavoro che noi abbiamo fornito al Comune di Udine ha innescato tutta un moto propositivo partecipato dal Comune, dal CRIBA, dalla Camera di Commercio, da Udine Idea, Confesercenti e Associazione di Amici di Via Mercato Vecchio, presi in mano dall'ufficio tecnico del Comune di Udine, verrà sviluppato e quindi è diventato un piano operativo, quindi l'ufficio tecnico sta trovando le soluzioni operative e fattive che possono essere messe in campo per rendere Via Mercato Vecchio la via commerciale di Udine che sia il più possibile ovviamente accessibile per tutti. Che per tutti, come hanno spiegato i relatori, non vuol dire solo chi è in carrozzina, ma può capitare a uno che erroneamente si rompe una gamba ed è con le stampelle, un anziano con il girello, quindi veramente la disabilità va vista in una maniera molto più ampia ed è un miglioramento poi progettuale architettonico per tutti. Un altro lavoro da noi sviluppato è il progetto Experimental City per la caserma Osopo di Udine, un'area degradata che grazie al progetto presentato dal Comune in collaborazione con l'Università di Udine ha permesso di portare 18 milioni di euro a Udine per riqualificare quest'area. La parte interessante di questo progetto ministeriale è che l'inclusione sociale e l'accessibilità non davano più punteggio a livello del progetto perché vengono considerati come un elemento assolutamente indispensabile per presentare un progetto ministeriale. Quindi in questo caso il Ministero, nella stesura di questo bando, ha fatto già un passo avanti, nel senso che non è più considerato come un elemento che dà punteggio, è l'elemento minimo di base e quindi già questo è un passaggio molto importante per la progettazione. Quindi
L'università si sta spendendo molto in questo senso e i professionisti ovviamente sfruttano tutte queste occasioni come il progetto del Castello di Udine, le varie presentazioni del progetto pilota, che sono comunque dei punti iniziali di conoscenza, perché poi sono usciti degli articoli scientifici, la gente è andata a visitarlo, quindi ovvio si può sempre fare meglio, però il mettersi alla prova anche per i progettisti è la via migliore per trovare le soluzioni migliori, nel senso che poi anche sbagliando, anche trovando una soluzione magari che di primo acchito può sembrare corretta, poi nell'atto di utilizzarla è sbagliata, è la maniera per educare e progettare in maniera corretta. Chiudo con degli assunti, cioè le barriere, eliminarle o progettarle senza. Eliminare vuol dire educare la comunità a rimuovere le barriere culturali, quindi architettoniche, per promuovere l'integrazione, ovvero adattare l'ambiente e le persone alle difficoltà poi che sono anche esecutive e dei costi. Quindi questo è più che altro un messaggio che dobbiamo avere tutti, non solo il progettista ma anche poi chi vive gli ambienti. Come ho detto prima, l'errore di mettere un cartello davanti a una postazione è un errore culturale. Progettare senza le barriere e pensare ad un ambiente fruibile da tutte le persone, indistintamente, senza creare disagio a nessuno, maggiore attenzione in fase progettuale, ma migliori risultati. Ovvio qui ce l'auguriamo, però se progettiamo un edificio ex novo c'è molto più semplice ragionare in questa direzione. Quando lavoriamo, come abbiamo visto, sui beni culturali non è sempre così facile, però i progetti di Roma, di Pompei, il Castello di Udine sono la dimostrazione che c'è una volontà comune anche da parte delle istituzioni e del Ministero dei Beni Culturali, che poi tutela questi beni, proprio di andare oltre la normativa e di trovare poi quelle che sono le soluzioni migliori per una progettazione che definirei inclusiva. Io penso di essere stato nei tempi il migliore e vi ringrazio per l'attenzione. 15 minuti ha bruciato tutti quanti, Spero di aver parlato troppo veloce. No, questo dobbiamo chiedere a loro. Però Non concordo neanche in questa cosa. Però stavo parlando appunto con la Visentini prima, che è molto interessante lo studio che fa l'università, che ha fatto l'università, perché alla fine è inutile andare a cercare di fare il museo più bello, il gioiellino, eccetera, se alla fine dopo non ho una città che magari non è accessibile o almeno non c'è una strategia complessiva anche da parte di altri tipi di operatori. Non parlo degli enti preposti, ma parlo anche dei singoli operatori commerciali alla fine, quando o anche quando lei si trova i totem di fronte all'ospedale, insomma. Allora, apriamo un po' la discussione e io farei intervenire innanzitutto Paola Pascoli del CRIBA, ovvero il Centro Regionale di Informazione sulle Barriere Architettoniche del Friuli Venezia Giulia. Buonasera ormai. E io chiederei a lei qual è lo stato di fatto praticamente, sentendo anche un po' le parole e gli interventi. Allora, guardi, che tipo di sensazioni ha colto? io partirei proprio da una sorta di unione tra, forse mi metto di qua che è più comodo. Ecco, in questi interventi magari chiedo... rapidissimo, guarda, infatti, quattro parole chiave giusto per riassumere. Partirei da alcune delle parole chiave che ho sentito dai relatori precedenti. La cosa nuova tra la terminologia è il concetto di massa critica. Ci siamo confrontati con Pete Kercher all'inizio della giornata, e massa critica significa pensare ormai allo stesso modo in termini di accessibilità. Io mi sento di aver pensato allo stesso modo e condiviso l'approccio culturale di tutti i relatori. Questo è condiviso da diverse persone che sono qui presenti nel pubblico e che hanno avuto dei confronti con il CRIBA, che è stato già citato 1000 volte. Trovate all'ingresso alcuni volantini dove potete trovare i nostri contatti. Se non ce n'è più mi date il vostro riferimento e io prenderò nota e vi darò poi in seguito il contatto. Quindi il concetto di massa critica è qualcosa che sta crescendo. Cresce, e la chiusura delle slide che il CRIBA presenta molto spesso chiude appunto con un'immagine che riporta un senso unico all'inverso con scritto cambiare punto di vista. Cambiare punto di vista significa proprio quello che hanno detto tutti i relatori precedenti, cioè guardare l'accessibilità come un modo
per guardare il progetto con occhi diversi. Il CRIBA offre consulenze di tipo trasversale. Non siamo l'università, non siamo gli operatori commerciali, non siamo liberi professionisti, ma rappresentiamo le esigenze dei portatori di interesse. Quindi cerchiamo di unire tutti questi elementi e, visto che il tema iniziale qui era il tema del turismo, in realtà il CRIBA, oltre alle cose già viste e che avete sentito fino adesso, si occupa insieme a Promoturismo di analizzare alcuni percorsi accessibili in Regione Friuli Venezia Giulia, alcune strutture pubbliche o private accessibili nelle città o cittadine turistiche, con un lavoro che va avanti da molto tempo, con il quale hanno collaborato anche giovani laureati in architettura che, fatte le tesi con la professoressa Cristina Conti, seguiti un po', no? Anche dal CRIBA, sono riusciti a trovare un'opportunità lavorativa proprio analizzando questi aspetti. Altri liberi professionisti che, come me e come tutti quelli che adesso stanno alle mie spalle, mi scuso se vi do le spalle, hanno come valore aggiunto quello della sensibilità e la grande passione con cui portano avanti questo tema, che è il fattore chiave che ti fa risolvere problemi che inizialmente sembrano insormontabili, ha fatto sì che anche i miei vecchi colleghi di università abbiano deciso di, ad un certo punto della loro professione, quasi a 50 anni, di lasciar perdere ogni altro aspetto dell'attività di libero professionista e volersi concentrare e rinominare il proprio studio con terminologie legate al tema dell'accessibilità. Hanno trovato degli spazi, hanno trovato progetti e committenti, come dire, vicini a questi aspetti. Se effettivamente adesso nei bandi del Ministero l'accessibilità viene vista come un prerequisito, nel bando PISUS, per esempio, che ha visto coinvolte diverse città, Udine compresa, della regione, finanziando un sacco di interventi, dava alla tematica dell'accessibilità un punteggio, un valore aggiunto sia per ottenere i fondi ai comuni, che poi li avrebbero distribuiti ai privati, sia ai privati che si mettevano in gioco volendo migliorare le loro aziende. In questo senso, con la Camera di Commercio di Gorizia, per esempio, il CRIBA, grazie all'interesse e alla grande passione di un referente della Camera di Commercio di Gorizia, che si è fatto portavoce di questa sensibilità e ha fatto sì che la Camera di Commercio diventasse il luogo d'incontro tra gli operatori privati e il CRIBA, ha fatto sì che ci fosse un tam tam che creasse questa massa critica. La massa critica, e chiudo, si aggiunge proprio sull'infinità dei soggetti che possono essere coinvolti. Col lavoro di Promoturismo quello che viene fatto è anche creare formazione per le guide turistiche, per gli operatori degli infopoint, quindi tutti i soggetti interessati nel processo del turismo, fino ad arrivare a corsi di formazione specifici per gli operatori, diciamo, del settore alberghiero che hanno avuto interesse ad aderire a questo tema. Quindi dire che è una novità è dire forse qualche cosa di inesatto, dire che ci possono essere delle opportunità, secondo me sì, ci vuole solo molta passione. E chiuderei qui lasciando la parola a Grazie. Abbiamo sentito quindi parlare di opportunità, prospettive di lavoro nel suo intervento e abbiamo sentito parlare di questo progetto nel campo museale del CAMIN. Qual è la situazione però a livello regionale e come si sta muovendo l'ERPA, che lo chiediamo a Rita Auriemma. Buonasera, grazie, buonasera a tutti. Allora, io direi che oggi qui mi pare che sia emerso di nuovo con forza un momento fecondo, quello che stiamo vivendo a tutti i livelli.
l'antefatto è questa bella riforma nazionale, per i musei sto ovviamente parlando, una riforma nazionale a cui io credo molto pur nelle difficoltà in cui si dibatte, che tra l'altro ha visto questo importante traguardo, il decreto ministeriale, insomma appena ce l'abbiamo fatta, del 21 febbraio, il decreto 113 del 21 febbraio, che sancisce l'adozione degli standard di qualità, dei livelli uniformi di qualità per la valorizzazione dei musei e sancisce l'attivazione del sistema museale nazionale, che, badate bene, non è un sistema come dire, chiuso sui musei statali, no, è un sistema, è previsto come sistema integrato, ve lo sapete meglio di me, un sistema integrato che vede appunto l'integrazione tra i musei pubblici, statali evidentemente, e i musei pubblici non statali, regionali. L'ERPAC per esempio è ente funzionale strumentale della regione, gestisce i musei ex provinciali di Gorizia, altri musei di altre province, no? Ecco, ma anche i musei civici e i musei privati, quindi si va verso una visione organica, sistemica, onnicomprensiva, inclusiva anche da questo punto di vista, e nei livelli, nel documento dei livelli uniformi di qualità, ovviamente in diversi ambiti, sia nel primo macroambito, nel macroambito prima organizzazione e quindi nella struttura, sia nell'ambito che riguarda i rapporti con il pubblico e la comunicazione, il tema dell'accessibilità è ovviamente molto sottolineato, è molto ovviamente definito, determinato, con linee molto precise. Queste linee guida su questo si focalizzano. Dal livello nazionale al livello regionale il passo è breve, perché in effetti, forse perché siamo un po' arrivati in ritardo rispetto ad altre regioni più virtuose, penso al Piemonte, all'Emilia Romagna, alla Lombardia, eccetera, ma sta di fatto che con l'emanazione della legge 23/2015, norme in materia di beni culturali, ma anche con la legge 16 del 2014 appunto sulle attività culturali, e la legge che ha visto l'istituzione dell'ente regionale patrimonio culturale del 2016, si è anche delineato una visione organica, un progetto, un'idea in regione che prima mancava. Voi sapete, insomma, le misure pregresse, le normative pregresse, insomma, erano veramente ormai lontane, distanti, andava, no, ricalibrato il tutto, e devo dire che su questo la regione ha lavorato molto. Abbiamo adesso un progetto organico che vede anche a breve, così come è stato per le biblioteche, così come è stato per gli ecomusei, un nuovo regolamento per i musei. E mi piace confermare, ribadire oggi qui con voi quanto ha già detto l'assessore Gianni Torrenti in un'altra occasione di confronto pubblico che abbiamo avuto al Castello di Udine, che è stato da lui tra l'altro anche molto voluto, molto patrocinato, e cioè che all'interno di questo regolamento, in cui ovviamente l'accessibilità è un tema importante, in qualche modo si integreranno le linee guida del progetto Camin come riferimento, e questo io credo sia un traguardo prezioso per voi tutti che avete lavorato con passione a questo progetto, e sia un'opportunità, un'occasione veramente aurea per la regione, che trova un lavoro splendido e lo può, come dire, recepire, introitare per fare una legge migliore, per fare dei decreti attuativi migliori. Ma a questo aggiungo un'altra cosa, e cioè che, come sapete, sempre per la legge 23/2015 l'ERPAC, nella fattispecie proprio il servizio che dirigo, il servizio catalogazione, formazione e ricerca, il mandato formativo per il comparto culturale della regione. Noi facciamo corsi di formazione per gli operatori delle biblioteche, per gli operatori dei musei e degli ecomusei, mediateche, cineteche, fototeche e quant'altro. Ovviamente quest'anno abbiamo, tra l'altro siamo proprio reduci dalla giornata di ieri, abbiamo lavorato proprio su questo, stiamo mettendo a punto il corso di formazione quest'anno rivolto agli operatori museali. Avrà come tema, avrà come oggetto l'accessibilità, quindi musei per tutti. Questo vorrei fosse il titolo di questo corso di formazione. In qualche modo dilateremo, esploderemo anche i moduli formativi già
percorsi già ormai rodati, consolidati, esperiti nel progetto Cammin. Quindi mi pare che come dire, da parte della Regione ci sia una totale sintonia, una totale unità di intenti. Aggiungo a questo, se posso ancora un secondo, che quello che veramente ho imparato in tutto questo, che ho veramente l'esperienza che sento ormai di aver acquisito, ringrazio un po' tutti gli amici e colleghi che in un certo senso mi hanno aiutato come dire, a sentire anche questo, a formare questo sentimento, è che in realtà i musei accessibili sono i musei che voglio, i musei sono i luoghi vivi e vitali di cui parla la Convenzione di Faro, di cui parlano ormai, di cui parla questo nuovo corso. Tu parlavi, Paola, della Carta dei Servizi come uno degli elementi appunto del progetto Cammin e di questo programma di accessibilità, ma la Carta dei Servizi è per esempio tra gli standard minimi, tra i requisiti minimi dei livelli di valorizzazione per la qualità dei musei. Quindi di fatto, voglio dire, noi iniziamo da qua, ma è veramente un percorso, è un cammino di tutti. Grazie. E a questo proposito lei ha anticipato un argomento fondamentale che, parlando di corso, formazione, io volevo chiedere appunto all'ENAIP, rappresentato da Gilberto Colinassi, cosa si fa per la formazione a questo punto? Allora, buonasera a tutti. L'ENAIP all'interno di Cammin si è occupata e si sta occupando del disegno della sperimentazione del percorso formativo, che in realtà vedrà ancora ulteriori occasioni di verifica negli altri musei europei, e quindi, come diceva Paola prima, il programma formativo e soprattutto le sperimentazioni che stiamo facendo sulle metodologie didattiche più appropriate da utilizzare in questo caso, e sugli strumenti da utilizzare per formare gli operatori in fase di collaudo, e comunque i primi risultati sono stati molto incoraggianti. Devo dire che ovviamente per noi Cammin è stata un'occasione anche di sensibilizzazione per il nostro istituto relativamente a queste tematiche, e che noi siamo fermamente intenzionati ora a trasferire anche altrove, su altre filiere formative, non ultima l'azione 64 del Fondo Sociale Europeo che la Regione sta attuando adesso, che ci ha portato già a inserire nella proposta per disoccupati che viene sostenuta dalla Regione in quest'anno un corso proprio sulle tecniche per l'accessibilità, che fra l'altro partirà a breve e le iscrizioni sono ancora aperte. Colgo l'occasione per chiedervi di diffondere questa informazione, perché è un momento per iniziare ad avvicinarsi a queste tematiche e per poter impostare anche professionalmente degli sviluppi interessanti che abbiamo visto possono essere anche diciamo di breve periodo. Quello che però penso sia la cosa più interessante per noi è che questo approccio che Cammin spinge fortemente, di concentrazione sulle barriere, non sulla classificazione delle disabilità, è su un approccio che tendenzialmente è esclusivo, perché nel momento in cui io classifico escludo, si sposa perfettamente con quelle che sono i sogni della legge 170 che governa o cerca di dare aiuto all'interno della scuola e dei percorsi formativi a tutti coloro che hanno delle disabilità cognitive, con un approccio mirato a ridurre le distanze, a garantire a tutti il raggiungimento degli stessi obiettivi. E per fare questo
l'approccio Camin, diciamo, è utilissimo, perché in realtà va bene per il museo, ma io quella mappatura, no, dell'accessibilità la posso fare in una scuola, la posso fare all'interno di qualunque organizzazione, e quindi è uno strumento molto flessibile e assolutamente adatto, direi, a qualunque istituzione anche di tipo formativo educativo, perché è come per l'industria 4.0, no? Mi chiedo se è possibile avere un'industria 4.0 se non c'è una società 4.0. Ecco, il museo inclusivo funziona se c'è una società inclusiva. Una società inclusiva dobbiamo cominciare a costruirla dal sistema educativo. Grazie. Grazie. È un po' il concetto del fil rouge di tutta questa tavola rotonda, la società inclusiva. Prego. Sì, volevo aggiungere una piccola nota, perché essere inclusivi vuol dire anche immaginare degli scenari in cui noi mettiamo in grado le persone con difficoltà di partecipare, perché noi possiamo fare, come Escher disegna, l'accessibilità dovunque, e poi i nostri ragazzi si trovano degli assistenti fisici che cambiano ogni 3 giorni, ignorando completamente che questi ragazzi sono persone, si affezionano, non solo, ma persone inserite per esempio sempre come volontari nel mondo del lavoro delle università, si trovano a non poter frequentare incontri importanti, personali e professionali, perché all'ultimo momento gli assistenti non partecipano. Io credo che questo sia un tema sociale che non può essere disgiunto dall'organizzazione di un approccio inclusivo all'essere umano, che sia uomo o donna, e credo che questo veramente è un argomento troppe volte sottaciuto. Magari su questo torneremo tra poco chiedendo qualcosa anche al Comitato Provinciale delle Persone Disabili e delle loro famiglie, rappresentato da Bulfone della TAM. Però prima volevo chiedere a Stefania Poesini, consulente dell'accessibilità Università di Siena. Salve. Allora, a questo punto abbiamo sentito parlare di opportunità, e opportunità ce ne sono allora per i laureati? Direi sì, innanzitutto infatti vorrei ringraziare questo territorio che ha sposato e appoggiato delle idee che hanno anche una lunga storia, se vogliamo, un background particolare. Lucia Sarti, professoressa Lucia Sarti, ha creato un gruppo che è Vietato Non Toccare, che è il nome di una mostra, poi è diventato un progetto. Ecco, mi scuso con l'interprete, non so se... Ecco. Indubbiamente è stata una scuola importante, perché lì, e questa era la domanda, ho imparato innanzitutto a lavorare in gruppo, ho imparato che un'archeologa si può occupare, anzi deve occuparsi di accessibilità, perché inizialmente mi chiedevano, a me che avevo conseguito una laurea, una specializzazione, poi un dottorato in preistoria, per quale motivo mi potessi occupare di accessibilità e con quale diritto forse. Allora lì per fortuna abbiamo avuto tante occasioni di confronto, giornate di studi, possibilità di seminari, di convegni organizzati in Ateneo, in cui abbiamo fatto capire veramente alle realtà territoriali con cui ci siamo confrontati o che abbiamo ospitato in più occasioni, che l'accessibilità non può essere assolutamente una disciplina, un qualcosa di settoriale, ma è proprio l'opposto, è trasversalità, è assolutamente interdisciplinarietà, è collaborazione e soprattutto è play role, cioè vuol dire si progetta non soltanto seduti a tavolino, ma si progetta prima di tutto scendendo nella città, magari che ospita quel territorio, e quindi la necessità dell'infrastruttura, dell'accessibilità dell'infrastruttura. Non si può creare una scatola, diciamo un cristallo, una scatola di vetro perfetta in un contesto che poi non è in grado di fruirne, non è in grado di accoglierla. Insomma, diciamo che la scuola dell'Università di Siena è stata fondamentale, è stata importante, e il territorio qui mi ha accolto bene, nel senso che ho collaborato veramente in modo piacevole in termini lavorativi con gruppi di persone che avevano una formazione diversa dalla mia, che alla fine, pur venendo da formazioni diverse, ci siamo incontrati
e abbiamo capito che l'accessibilità non è solo un'idea, ma è assolutamente qualcosa che può e deve essere realizzato, e la dottoressa Visentini ce ne ha dato l'opportunità con questo grande progetto di ampio respiro, appunto, che prende tutto, prende la formazione, prende la progettazione di elementi di facilitazione per una diciamo, accessibilità all'interno di una struttura come di un'area all'aperto, perché i musei del castello effettivamente hanno un contesto importantissimo esterno che speriamo di poterci lavorare. Insomma, diciamo che questo progetto è iniziato con delle sistemazioni di elementi di facilitazione per una lettura destinata a tutti, quindi nell'ottica dell'universal design, quindi diciamo che è stato diciamo piuttosto complesso, tuttavia cercare delle soluzioni, come è stato detto più volte in questa sede, che si potessero conciliare con il bello, perché abbiamo tutti un po' un'idea, no? Che le soluzioni che riguardano, che hanno a che fare con il mondo della disabilità siano brutte, no? In qualche modo, perché così ci sono state presentate molto spesso, possiamo dirlo. Ma per fortuna ci sono anche dei buoni esempi, anche il dottor Petriccione ne ha parlato, insomma, proponendoci delle immagini importanti, quali per esempio Casa Zero Barriere, in cui immagino che il discorso dell'estetica debba comunque accompagnare la funzionalità. Quindi ecco, diciamo che gli argomenti che ci siamo trovati ad affrontare con questo gruppo di lavoro sono stati moltissimi. Chiaramente ci siamo mossi sulla linea in qualche modo che tutti i relatori hanno qui diciamo, sintetizzato, e in qualche modo abbiamo cercato di far capire anche effettivamente a tutte le persone che lavoravano dentro al museo archeologico, ma non solo, che l'accessibilità deve passare attraverso le persone. E quindi alla fine questo dialogo è riuscito. È chiaramente un dialogo aperto, perché chiaramente sono dialoghi che probabilmente vanno curati molto, no? Non si può pensare a un corso come qualcosa che inizia e finisce, ma ci vogliono delle motivazioni probabilmente. Se riusciamo a creare delle persone che veicolano queste idee e le legano ad una realtà territoriale come questa, diciamo che buona parte del progetto si può dire, come dire, realizzata forse. E, insomma, la mia esperienza è molto positiva, la difficoltà maggiore sicuramente è la realizzazione, se vogliamo, se posso un secondo dire questo, perché si dà per scontato che faccio un progetto, lo elaboro, mi trovo con i miei colleghi che hanno una formazione diversa, benissimo, adesso realizziamolo. Ecco, è stato già detto che non ci sono, che le industrie vanno curate, l'architetto Filetici, anche per formazione, forse su questo può darci molte indicazioni, ce ne ha date molte in passato a noi come gruppo di lavoro senese. Non si può lasciare affidare un progetto su carta ad un'industria e dire fammi questo, realizzami questo ausilio. No, bisogna seguire in tutte le fasi quella ditta, che probabilmente andrà affiancata poi da un altro artigiano che possa rielaborare, debba rielaborare e rifinire quel sussidio perché mi restituisca un oggetto di qualità. Ecco, grazie. Grazie a lei. Tra sensibilità che si ha e realizzazione di un progetto ce ne passa, e magari adesso volevo chiedere appunto al Comitato Provinciale delle Persone Disabili e delle loro famiglie, a Elena Bulfone, prende prima la parola, se appunto quanto è questo gap, insomma, che dobbiamo ancora sopportare, e cosa a questo punto vi aspettate? Ho sentito che avete collaborato a vari progetti. Brevemente. Allora, io intanto devo ringraziare Ernestina Tam, perché il comitato di Udine è stato quello che ha dato vita al CRIBA, e il CRIBA per noi è fondamentale nell'ambito della regione Friuli Venezia Giulia, perché ci permette di avere un filo diretto, come diceva prima anche l'architetto, con il territorio. E la difficoltà che noi riscontriamo
è proprio quella delle realizzazioni, delle accessibilità. E come diceva anche prima l'architetto Filetici, tanti aspetti vengono messi in secondo piano. Allora mi piace ricordare quello che ha detto il dottor Kercher, che rispetto all'umiltà nel confrontarsi con l'accessibilità per tutti, perché noi non siamo persone laureate, non abbiamo le competenze, non abbiamo ovviamente l'expertise che può avere un esperto, non siamo i realizzatori materiali di determinati ausili, ma abbiamo la vita che ci supporta e che ci permette di capire quali sono le competenze che ci servirebbero, e tante volte non ci sono e quindi vanno costruite. E perciò dico che il percorso è un processo che si condivide assieme, assolutamente. Quindi anche quello che mi sento di dire qui questa sera è attenzione, perché voglio dire, questa è un'opportunità importante per le professionalità che anche qui questa sera ci sono in sala, ma è anche un pericolo, perché noi non siamo le persone da sfruttare, perché adesso va di moda l'accessibilità. L'accessibilità non è una moda, è un'esigenza profonda, è un'esigenza che deve essere esperita con le persone che hanno questa necessità. E quindi quello che io mi sento di dire qui questa sera è: facciamo attenzione ai passi che facciamo, assieme, sempre assieme, in totale collaborazione. Sono orgogliosissima che la Regione abbia recepito le linee guida del COMIN, perché questo è il primo segnale per una possibile collaborazione. Però dico anche un'altra cosa, faccio un esempio. Le norme non devono essere un capestro, un vincolo assoluto, perché ci sono delle disabilità o delle condizioni che devono prevedere la flessibilità che lei diceva prima. E quindi è chiaro che non dobbiamo imbrigliarci in una burocrazia che spesso ostacola l'accessibilità. Noi italiani siamo dei campioni del mondo nelle norme, nel diritto, perché abbiamo delle norme meravigliose che tutti ci invidiano dalla scuola. Io sono un insegnante, quindi so cosa vuol dire avere una scuola accessibile, bellissimo, ma come dice la Martha Nussbaum, che questi diritti diventino effettive capacità, che non rimangano sulla carta, che non siano norme sterili o bellissimi esempi che poi non sono fruibili nel territorio. E concludo dicendo che la disseminazione parte dalle persone. Devo ringraziare assolutamente la dottoressa Visentini, perché è stata lei l'anima e il CEI, e perché senza il denaro e senza il supporto logistico, ricordiamolo, perché le persone capaci, brave, importanti sono fondamentali, ma ci vuole anche l'aspetto economico, perché se noi non abbiamo il supporto economico non riusciamo a dare corpo, a dare vita a certe eccezionalità che qui oggi stiamo raccontando e che meritano di essere raccontate. E una parola io spendo anche sui bambini. Noi abbiamo portato le scuole, abbiamo portato i bambini, io ci tengo particolarmente a questo, perché loro sono il futuro. Noi adulti abbiamo già dei vizi di forma dentro il nostro cervello e il nostro cuore, e io credo che se accostiamo i bambini all'accessibilità, ai musei accessibili, a luoghi accessibili in genere, allora veramente opereremo un cambiamento epocale in questo senso. Grazie a tutti voi. Tam voleva intervenire, ho detto... Buonasera a tutti. Mi sembra
sembra doveroso intervenire per portare il saluto Sì. e il ringraziamento del Comitato di Coordinamento di Udine, che io ho l'onore di presiedere ormai da tantissimi anni, e che attraverso il Comitato abbiamo realizzato tantissime cose in questa città. Ma oggi io sono emozionata per aver sentito le relazioni di questi validissimi relatori che hanno colto il problema proprio nella loro essenza, non soltanto riguardo a quello che è il tema dell'accessibilità, e in questo ringrazio molto il museo, i musei di Udine e anche il comune di Udine, con il quale noi abbiamo sottolineato e firmato un protocollo d'intesa proprio per una collaborazione sentita e anche molto significativa. E dicevo, sono emozionata perché raramente noi insieme sentiamo parlare di accessibilità in termini molto complessivi come questa sera. È fin dai primi decreti legislativi del 1968 che noi ci occupiamo di superamento di barriere architettoniche. Bene, il traguardo di oggi è un momento veramente significativo, non solo in generale, ma in particolare per la nostra città, anche perché la nostra città coinvolge il Comitato di Coordinamento di Udine in varie particolari azioni. Anche la questione e la riformulazione, la ricostruzione di via Mercato Vecchio e dell'accessibilità, per esempio, degli esercizi commerciali e comunque del piano della città di Udine ci vede particolarmente coinvolti. Ma per quanto riguarda il tema dell'accessibilità in genere, noi dobbiamo dire che la Regione Friuli Venezia Giulia fin dal 2006 ha emanato una legge che prevede la presenza della nostra rappresentanza nelle commissioni edilizie comunali. In questa sala noi abbiamo vari rappresentanti, architetti e tecnici, che ci rappresentano nelle commissioni edilizie, e questo vale non soltanto per il superamento delle barriere edilizie, delle barriere anche mentali, ma vale soprattutto per un fatto culturale. Ecco, questo è importante. Sottolineo anche che il Friuli Venezia Giulia è stata la seconda regione in Italia che si è dotata dello strumento del CRIBA, quindi il centro di informazione per il superamento delle barriere architettoniche. Io non voglio aggiungere altro, credo di avervi detto soltanto alcune notizie e alcuni punti sui quali interviene il Comitato di Coordinamento. Grazie. A tutti. Chiudiamo con Anna Marconato dell'INCE, che è il segretariato della... Come? Per? Allora, nella mia qualità di delegato per l'ambiente e il territorio Sì. del Club UNESCO di Udine, desidero esprimere il favore della nostra associazione per la vostra iniziativa del forum, sia per il forum in sé, sia per gli argomenti trattati. In particolare, con piacere desidero ricordare che nella regione Friuli Venezia Giulia diversi sono gli episodi riconosciuti come patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Grazie. Grazie. Grazie per la testimonianza e per il saluto. Le volevano togliere la parola. Non c'è problema. No, ma era doveroso un ringraziamento del genere, no? INCE che è stato partner, no? Se non sbaglio, fondamentale per Allora, Camin. noi siamo il capofila dell'iniziativa del progetto Camin, che non è un progetto che è stato ideato da noi, ma come è stato ricordato più volte da più soggetti. Qui abbiamo 1, 2, 3 soggetti del territorio, oltre alla regione Friuli Venezia Giulia, che è il nostro partner associato. Magari ci può rivelare anche quali sono le prospettive future, magari. In 1 minuto e mezzo, 3, 4, 5. Anche meno di un minuto e mezzo, sarò molto sintetica. Ovviamente faccio fatica a parlare dal punto di vista della mia organizzazione, perché mi è molto più facile parlare come capofila del progetto, perché un progetto come questo non lascia indifferenti quando ci si lavora
quotidianamente. Voglio ricordare come prima cosa, relativamente al progetto Camin e alle prospettive, che le attività di lavoro e di pilotaggio sulle infrastrutture, sulle strutture, sulle collezioni, sul cambio di rotta nell'impostare le collezioni, queste attività sono in atto in altri 5 musei in Europa centrale e sono in atto ora, e nell'arco di pochi mesi avremo l'inaugurazione anche di altri musei accessibili in Europa. Quindi questo è un primo risultato grande di prospettiva. Naturalmente il Museo Archeologico di Udine è sicuramente quello che è in fase più avanzata in questo percorso, oltre ad essere un po' il motore di questa attività sull'accessibilità dei musei, insomma. L'altra cosa che vorrei dire a titolo di prospettiva, sempre di prospettiva del progetto, è che una cosa molto importante: noi alla fine di questo progetto svilupperemo un label, che vuol dire che ci saranno delle regole che potranno essere applicate da altri musei che vorranno aderire ai criteri di accessibilità da noi sviluppati. Attraverso le linee guida vorranno che il proprio personale venga formato sulla base delle nostre attività formative, e potranno aderire a questo label, e questo label verrà promosso a livello europeo. E questo secondo me è molto importante, perché la promozione congiunta è fondamentale per farsi conoscere. E un'altra cosa che vorrei sottolineare molto rapidamente è che questo cambio di rotta e di prospettiva, questa dimensione dell'accessibilità e dell'inclusione, sono dei concetti che sicuramente sono stati sposati appieno dall'Unione Europea, perché la Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili è stata il primo atto internazionale che sia stato recepito in materia di diritti umani dall'Unione Europea, e questo secondo me è un segnale nel 2010. E il secondo punto: sulla base di questa convenzione l'Unione Europea ha elaborato una strategia sulla disabilità, la strategia 2010-2020, e all'interno di questa strategia ha disposto, o suggerito caldamente, che i fondi dell'Unione Europea venissero utilizzati per attività in materia di accessibilità e di inclusione, ed è grazie a questo che noi abbiamo avuto i finanziamenti per il progetto Camin. E come ultima nota conclusiva voglio far notare che noi siamo stati finanziati durante il primo bando della nuova programmazione del programma Interreg Europa Centrale. Sono stati presentati 620 progetti in quel bando, di cui la metà in ambito cultura, quindi stiamo parlando di grosse cifre. Soltanto 35 progetti sono stati approvati alla fine, e Camin in ambito cultura è uno di questi, e questo secondo me è un segnale estremamente forte del cambio di rotta generale. Ecco, grazie. Grazie. Insomma, le opportunità e i fondi ci sono, l'importante è sfruttarli. Allora vi ringrazio tutti i relatori, ringrazio i presenti per questa seconda giornata dedicata a Future Forum e all'accessibilità. Se no, adesso usciremo fuori, se no ci bloccano subito le porte, non siamo più accessibili neanche in Camera di Commercio. Prossimi appuntamenti a Cividale del Friuli, 15 e 16 marzo. Grazie. Allora, mi dai... Sì, ti do quel biglietto. Grazie, sì, sì. Magari ti contatto. Sì, sì, perché questo è quello